Siamo qui per parlare di biodiversità. Io lavoro al servizio biodiversità della regione e seguiremo questo filo conduttore, la biodiversità, e parleremo in particolare degli insetti, della crisi degli insetti impollinatori, e poi è importante capire qual è il legame che lega gli insetti alle piante, e in particolare vedremo i prati stabili e il ruolo che i prati stabili svolgono proprio a sostegno di questa importante rete che è la rete di impollinazione. Allora, giusto per andare via veloci, perché poi il tempo non è tantissimo, vediamo quali sono i legami tra le piante e gli insetti. Anticamente si diceva le piante utilizzavano soprattutto il vento, poi quando il clima è cambiato per tutta una serie di ragioni geologiche eccetera, i continenti si sono divisi, vi è stata una maggiore influenza degli oceani, il clima è diventato più umido, più oceanico, ha risentito appunto anche di tutta una serie di trasformazioni, e quindi il clima è diventato via via più piovoso. Voi pensate che questo polline molto leggero che viene liberato, questo è un fiore, è una graminacea, anche se non ha i petali, non eccetera, questo è un fiore, però utilizza come sistema di fecondazione il vento. Allora, quando è incominciato a piovere in abbondanza, molto di questo polline faceva più fatica a raggiungere l'obiettivo, perché la pioggia tende a portare verso terra, no, il polline, e quindi questo non riusciva a raggiungere l'obiettivo di essere trasportato lontano. Quindi accanto a comunque questa strategia che rimane tuttora valida, perché ancora oggi molte piante utilizzano il vento, si è sviluppata pian piano l'altra strategia che utilizza altri vettori. Quali sono gli altri vettori? Appunto sono gli animali. Allora, per riconoscere una pianta a fecondazione anemofila da una che utilizza per esempio gli insetti a fecondazione entomofila è molto semplice. Tutti i fiori che devono in qualche modo attrarre sono vistosi, quindi se un fiore è bello ed è particolarmente attraente è perché deve attrarre qualcuno, se invece non è niente è perché non ha questa necessità. Quindi diciamo che tutti i colori che vedete, le forme, hanno questa strategia, quella di attirare gli insetti. Vedete, è molto interessante vedere come alcuni di questi fiori funzionano come vere e proprie insegne luminose, un po' come le insegne dei negozi, o come piste di atterraggio. Vedete, ci sono proprio delle linee che convergono verso il centro e attirano l'insetto proprio nel punto dove viene prodotto il polline ed il nettare. Ovviamente questo è un sistema di coevoluzione, no? Cioè si sono evoluti parallelamente piante ed insetti. Qual è stato il vantaggio da parte degli insetti? Di andare sui fiori a nutrirsi, no? Inizialmente si nutrivano delle piante e ovviamente nutrendosi e spostandosi di fiore in fiore, cosa facevano? Davano un contributo alla fecondazione. Ecco che questo tipo di sinergia ha fatto sì che le piante sempre più cercassero di attirare gli insetti producendo polline e nettare, che è una sorta di una specie di compenso che versano dagli insetti, in modo che questo poi dopo sia attratto, abbia un'utilità, a frequentare il fiore, e in questo modo si ottiene da una parte il nutrimento, dall'altra parte la fecondazione. La fecondazione quindi per molti fiori dipende esclusivamente dagli insetti. Okay. Qui ci sono alcuni esempi, c'è un'orchidea, ci sono molte orchidee selvatiche presenti nei prati, quindi non è raro vedere le orchidee, però le orchidee sono presenti solo in alcuni tipi di prati stabili, prati protetti, quelli che vedremo hanno alcune caratteristiche. Questo è uno dei classici esempi che fa vedere qual è il livello di dipendenza, che a volte è molto stretta, che esiste tra piante ed insetti. Guardate, questo è un Aophrys. Qual è la sua strategia? Quella di imitare l'insetto impollinatore. Se voi la vedete da lontano assomiglia a un imenottero, quindi ha questa forma del labello che vedete ha sia il colore ma anche la consistenza, la pelosità dell'addome dell'insetto, e quindi da lontano imita l'insetto. L'insetto cosa fa? Viene attratto e si accoppia letteralmente con il fiore, così facendo si sporca di polline. Naturalmente rimarrà un po' deluso perché scoprirà ben presto che non si sta accoppiando con la femmina della propria specie, e quindi
andrà a visitare un altro fiore e farà altri tentativi. Pensate che questo livello di imitazione è talmente spinto che oltre alla forma, al colore, alla pelosità, molte di queste piante liberano dei profumi che sono del tutto simili ai feromoni delle femmine di questa specie e lo liberano durante determinate ore della giornata, di solito al tramonto. E quindi l'insetto maschio è attratto anche a livello chimico dal fiore. Capite qual è il livello di coevoluzione e di legame che lega gli uni agli altri. Questo per dire, se scompare una determinata specie, quel fiore, scompare, si estingue anche l'insetto che è legato a questo fiore e viceversa. Quindi gli uni dipendono dagli altri. Questo è un esempio di legame molto stretto. Ovviamente poi ci sono altri insetti che hanno una maggiore plasticità, cioè che visitano più specie contemporaneamente. Questo per dirvi insomma qual è l'importanza del legame che lega gli uni agli altri e cosa significa tutelare gli impollinatori. Significa anche tutelare molte specie botaniche e viceversa, cioè tutelare i prati significa anche tutelare gli insetti che poi hanno un'utilità anche per l'uomo. Allora qui ogni tanto per così stimolare la partecipazione si fanno dei sondaggi e delle domande rispetto a quali sono gli insetti, a parte la professoressa che sa tutto, no, non so tutto, rispetto agli insetti, ma insomma possiamo fare un piccolo sondaggio e vedere secondo voi quali sono gli insetti che svolgono questo ruolo, così, se volete intervenire. Io oltre a api, vespe e bombi sinceramente non saprei. Beh, già una buona, cioè non ti sei fermato alle vespe, però è alle api. Le vespe un po' meno, alcune si svolgono questo ruolo in maniera secondaria, diciamo, cioè sono attratti dalle sostanze zuccherine, a volte vanno sui fiori, andando di fiore in fiore anche loro concorrono, anche se questa non è la loro attività prevalente. Tutti quelli che hai citato sono però, appartengono a un gruppo che sono appunto gli imenotteri, quelli di cui fanno parte anche le api. Però le api non è che c'è solo l'ape domestica, c'è l'api smellifera, ma c'è una miriade di tante altre api, tantissime specie, api solitarie e tutt'altro. Certamente i ruoli svolgono un ruolo fondamentale. Stanno subendo una crisi generale, sono bellissimi, oltretutto, grossi, paffuti, sono di solito solitari oppure semisociali e nidificano tipicamente nel terreno. Sono in forte regressione così come tanti altri insetti. Poi, visto che abbiamo parlato solo di menotteri, qualche altro ordine o gruppo o famiglia, no? Sì, ditteri. Che vengono attratti dalle puzze di fiori. Sì, poi ci dipende, ci sono anche il genere Arum che ha questa strategia di liberare delle sostanze maleodoranti che attraggono alcuni insetti ditteri, che sono sostanzialmente le mosche, e che quindi sono attratti da queste sostanze, cadono all'interno di questo imbuto, ci sono dei peli, cadono. Mi ricordavo un ombrellifera anche che cresce in carso, quella piaccia, da cosa che anche, non mi ricordo, non è un so, insetto che non è un'ape. Comunque è un mondo, è un universo. Allora adesso ve li presento io se non vi vengono in mente, giusto per dire quali sono questi insetti impollinatori. Ovviamente, giustamente le api, che però non è solo apis mellifera, cioè l'apis che viene anche allevata, ma ci sono anche le api solitarie o semisociali, eccetera, eccetera. Ci sono veramente centinaia di specie. Questo perché lo dico? Perché l'ape domestica è un po' come, che ne so, la vacca da latte, mi viene da dire, cioè nell'ambito della fauna degli insetti sono insetti allevati dall'uomo e sono fortemente anche condizionati dall'uomo, per cui svolgono una funzione utile, però è molto più importante anche tutelare le cosiddette specie completamente selvatiche. Non è che non ci sia anche l'apis mellifera selvatica, però è diventata talmente rara perché è difficile trovare l'apis mellifera che va per esempio a nidificare nei boschi, a costruire queste arnie nei boschi. Solitamente vengono queste arnie allestite dall'uomo a questo interesse che c'è sicuramente per la biodiversità. Ecco, quella invece è un'osmia, è un'ape solitaria, il bombo, tutti questi sono i menotteri, no? Quelli che ha citato giustamente, anche questo è un imenottero. E poi abbiamo ovviamente i lepidotteri, conoscete tutti le farfalle,
È importante, come vedremo, ci sono insetti come le farfalle che trascorrono una parte della loro vita da adulto proprio sui fiori, però nella parte larvale, cioè da bruco, trascorrono il loro tempo sulle foglie degli arbusti, degli alberi, e quindi sono spesso dei defoliatori anche, no? Però hanno bisogno di questo e di quello, quindi del prato ma anche di altri elementi che circondano il prato. Scusa, posso dire una cosa? E c'hai anche la foto della legnaiola? Della legnaiola non ce l'ho perché ce ne sono talmente tanto, però sicuramente dopo, magari quando parleremo delle Pax Hotel, vediamo anche un po' questi aspetti. No, sai perché? Perché qui nel Morto Fiorito c'è una frequenza della legnaiola che poi fa la spola. Che è quella grande, no? Ecco, vedete questa che cos'è? A proposito di quello che diceva la professoressa. È un dittero, anche se sembra, non sembra, sì. Anche se sembra perché imitano. E c'è un fenomeno di mimetismo apossematico, si dice, cioè che cosa fa questo insetto? Questo è un impollinatore, però è una mosca di fatto, però imita gli imenotteri. Perché imita gli imenotteri, in particolare le api e le vespe? Perché questi sono insetti che sono muniti di pungiglione, cioè di mezzi offensivi, e quindi sono molto temuti dagli altri insetti, anche dagli uccelli che se ne nutrono. E cosa fa furbescamente questo? Si limita a imitare un insetto pericoloso. Lui in realtà è innocuo, però quei colori, quelle bande gialle e nere, subito vengono riconosciute come segnali di pericolo da parte dei potenziali predatori. È una forma di mimetismo che serve per ingannare i propri nemici. Anche questo è simpatico, guardate, questo invece è un dittero che sembra più a un bombo, perché c'è questo corpo peloso, un bombilide si chiama, ed è molto particolare. Guardate come si distinguono gli imenotteri dalle mosche, che le mosche hanno un solo paio d'ali trasparenti. Il secondo paio è trasformato in bilancieri, cioè sono delle piccole strutture a forma di clava che servono all'insetto per librarsi nell'aria, cioè avere un certo equilibrio, tant'è che i ditteri, a differenza degli imenotteri, riescono a rimanere sospesi nell'aria. Sono bellissime anche certe foto che si fanno dei ditteri, rimangono sospesi come i colibrì davanti al fiore. Gli imenotteri non riescono a fare questa cosa. E poi abbiamo i coleotteri bellissimi, tanto per dire la famiglia a cui appartengono i maggiolini, le coccinelle, eccetera, eccetera. Cosa hanno questi? Hanno un paio di ali superiori che copre il dorso, che sono le elitre, che sono induriti, e sotto a quelle elitre, quando l'insetto vuole volare, le alza, e sotto ci sono le ali membranose, ok? Quindi il primo paio d'ali di protezione, il secondo per volare. Anche questi svolgono un ruolo fondamentale. Alcuni di questi passano tutta la loro vita sui fiori, o gran parte della loro vita sui fiori, e poi ne abbiamo tanti altri. Questa è una una crisopa, scusate non mi veniva il termine, mi viene in mente drosophila, invece è una crisopa. E poi ci sono altri insetti come questo, che uno non se l'aspetta, appartiene al gruppo delle cavallette ortotteri, e persino alcuni ortotteri, piccole cavallette, vanno sui fiori, come vedete, si nutrono in questo caso non di nettare ma di polline. Okay? Allora, il polline che cos'è? È proprio, diciamo, il prodotto del fiore, cioè la parte maschile del fiore, che poi, da cui poi il fiore, trasportando il polline, trasporta la parte maschile su quella femminile e ottiene la fecondazione. Quindi diciamo che accanto al polline, che è proprio l'elemento attraverso cui il fiore ottiene la fecondazione, che dà nutrimento agli insetti, viene prodotto il nettare. Il nettare viene prodotto esclusivamente come ricompensa per questo servizio di impollinazione che gli insetti fanno. Okay? Quindi entrambi sono molto importanti per gli insetti. Ecco, adesso vediamo un po' però perché mettiamo al centro, come vi dicevo, i prati, in particolare alcuni prati, quelli più ricchi di biodiversità vegetale, cioè più ricchi di specie vegetali. L'importanza dei prati stabili. Allora, adesso volevo parlare, perché spesso si dice prato, il prato è un po' tutto, no? Il prato è quello del parco che abbiamo visto prima, è quello del giardino di casa. Insomma, normalmente quando uno vede una distesa verde dice che bel prato, no? Sia che sia un campo da golf, sì, ragazzi, sia che sia invece un prato di questo tipo. Allora bisogna fare una certa distinzione. I prati che ci interessano noi
e vedremo che c'è una legge regionale, l'unica regione in Italia che tutela i prati stabili è la regione Friuli-Venezia Giulia, perché mette al centro i prati, questi prati, perché sono estremamente ricchi di biodiversità, sono i prati stabili. Perché si chiamano prati stabili? Io ho trovato tante definizioni in realtà. Adesso le vediamo. Diciamo non sono sicura neanche stabile lo suggerisce la parola, no? Vuol dire che sono lì da sempre, ok? Quindi vuol dire che mentre ci sono gli erbari, i prati, eccetera, che vengono rinnovati, ci sono anche i prati che hanno una finalità foraggera, che rientrano all'interno delle rotazioni agrarie e che quindi insomma sono prati promiscui, effimeri, che vengono rigenerati. I prati stabili anche a livello agricolo sono quelli che non vengono mai arati e quindi ci sono casi di prati che non hanno mai visto l'aratro o per secoli non hanno mai visto l'aratro, perché su questi prati, soprattutto nell'antichità, si faceva il pascolo o lo sfalcio. Pensiamo ai Magredi, adesso ci arriviamo. Ma quanto tempo? C'è l'intervallo di tempo? Allora sì, poi da un punto di vista normativo, si dice quelli che hanno almeno una trentina di anni, cioè che prima di una certa data. Appunto, sì, però è una convenzione, no? Diciamo che è un prato stabile, poi anche a seconda del tipo di terreno è un po' come una foresta, no? Sembra di no, ma anche una foresta, perché raggiunga quel livello di stabilità e di climax ci vogliono 100-200 anni. E spesso questo succede anche ai prati. Io adesso non so dirvi una data, però si parla dell'ordine anche dei 100 anni. Certo. Ma perché parlo di questo? Perché ogni tipo di prato è legato al tipo di terreno. E quindi spesso per formarsi quel tipo di suolo, come quello dei Magredi, ci vogliono secoli. È solo in quel momento che quel tipo di associazione va a colonizzare quell'habitat. E quindi suolo e prato stabile sono un tutt'uno. Ecco perché per generare un prato di questo tipo ci vogliono spesso secoli. Perché noi adesso parleremo anche dei ripristini che noi abbiamo fatto. Abbiamo ripristinato, tra virgolette, un prato, ma nel senso che abbiamo avviato il ripristino, ma perché si venga a ricostituire quel suolo ci vogliono veramente decine di anni. Scusa, la landa carsica, non può essere sì, con le persone che sono a la landa casa, carsica, anche non può rientrare. Sì, prato stabile. È un prato stabile là dove non è mai stato arato, perché anche lì ci possono essere i prati, quelli che vengono seminati, ma normalmente la landa, quella che è difficile, un po' come i Magredi, sono terreni che non sono mai stati, anche perché proprio la natura, ci sta. Esatto, la natura stessa di questo terreno sassoso, impervio, irregolare, ostacola le attività agricole e quindi lì si è formata proprio questo tipo di paesaggio, che è un paesaggio di prati stabili appunto, che non sono mai stati manomessi, così come è avvenuto nei Magredi. Perché i Magredi sono conservati, lo vedremo dopo, per una serie di ragioni sia naturali che storiche. Però l'importante è che capiate subito la differenza tra un prato stabile e un prato di un altro tipo, perché vedremo che i prati stabili sono appunto quelli più ricchi di specie di biodiversità e quelli per cui la regione svolge questa azione di tutela. E l'azione di sfalcio può essere prevista in un prato stabile? Sì. Certamente sì, adesso ci arriviamo, anzi non solo è prevista ma è determinante, cioè, anzi è fondamentale. Perché? Perché i prati a livello ecologico rappresentano sul anello una tappa di un lungo processo evolutivo, cioè un prato per sua tendenza tende a evolvere verso qualcos'altro, mentre la foresta è una formazione climax, cioè rappresenta il punto d'arrivo di questa serie ecologica. Il prato rappresenta una tappa intermedia, una delle prime tappe, diremo. Questo lo vedete quando lasciate un prato incolto, Grazie. Per dire che quindi non è sfalciato. E che cosa succede a questo prato incolto? Che voi lo osservate nel corso degli anni e pian pianino vedete che entrano delle prime specie di arbusti colonizzatori pionieri e il prato tende pian piano a inarbustirsi, cioè a ricoprirsi di cespugli, e dopo i cespugli entrano gli alberelli e dall'alberello cresce e pian piano si fa una boscaglia e una foresta. Questo per dire che se non c'è un elemento di perturbazione, che può essere appunto lo sfalcio, il prato tende a evolversi e tende quindi a sparire. Quindi vedremo quanto poi è importante l'attività anche di sfalcio. Quindi sfalcio o pascolo, come hanno fatto in Carso, che hanno reintrodotto. Certamente sì. E vedremo quindi che ci sono dei prati, che sono anche prati
totalmente naturali, nel senso che per rigenerarsi ci sono altri elementi naturali che rappresentano questo fattore di disturbo per cui il prato non può evolvere verso il bosco, invece altri prati. Allora vediamo un po' l'importanza dei prati stabili. Allora, i prati stabili sono quei prati ricchi di biodiversità vegetale, tante specie vegetali a cui sono legate altrettante specie animali, e quindi sono importanti perché svolgono tanti servizi ecosistemici. Quali sono i principali servizi ecosistemici che svolgono? Beh, sono un rifugio, è un luogo di nidificazione per la fauna. Quando parliamo rifugio, luogo di nidificazione, avrei dovuto mettere anche nutrimento, si parla sia di insetti, quindi piccoli animali, ma anche di grandi animali. Pensate a tanti uccelli o anche altri animali che proprio nidificano sui prati. La quaglia, l'odola, abbiamo l'occhione che è un po' il simbolo dei magredi. Ci sono anche le albanelle, che sono questi uccelli rapaci che sono dei predatori e che vanno a nidificare nascosti nell'erba alta. La gallina prattaiola che non l'abbiamo però noi, però insomma anche questo è un tipico uccello delle praterie, insomma ce ne sono veramente tanti più o meno noti. E poi ci sono, pensate anche la lepre fa queste cove nelle cavità, però sempre nei prati, tante volte se non si sta attenti si possono in primavera anche addirittura pestare, no? Quindi insomma nei prati ci sono veramente tanti animali, poi i caprioli che hanno bisogno dei prati, come sono tipici animali che frequentano gli ambienti di margine, cioè già sia degli ambienti di foresta, di cespugliati dove si rifugiano, poi nei prati si vanno a nutrire. Insomma, i prati sono l'habitat elettivo degli erbivori cosiddetti, che sono veramente tanti. E poi importantissimo sono una risorsa biogenetica. Cosa significa? Siccome sono il luogo di conservazione della biodiversità, possono considerare una sorta di banca biogenetica dove si conservano tante specie che, spariti i prati stabili, spariscono anch'esse, no? Quindi sono una banca da cui anche attingere del seme, vedremo, molto importante. E poi sembra di no, ma svolgono una funzione molto importante anche per il sequestro del carbonio, perché a differenza delle aree coltivate che per una parte dell'anno, no, non sono ricoperte da vegetazione, ci sono per esempio i campi sono arati, sono mossi eccetera eccetera, mentre il prato per 365 giorni all'anno ricopre questa superficie, e quindi essendo ovviamente tutte queste piante fotosintetizzanti offrono un contributo fondamentale anche alla cattura del carbonio che viene immobilizzato nel suolo. E poi importante, l'ho messo in rilievo, il ruolo dell'impollinazione, l'abbiamo visto prima. A proposito del livello di interconnessione che esiste tra i prati, spesso è tutto ciò che li circonda, per esempio le siepi. Abbiamo detto che alcuni insetti si nutrono nei prati, però poi utilizzano la siepe per svolgere una parte del loro ciclo vitale, quindi per esempio quando sono larve, quando sono giovani gruppi, pensiamo dei lepidopteri. Questo per farvi vedere che attorno ai prati, vedete lì, ci sono tanti animali, tanti. La cosa più importante è capire come esistono sempre dei rapporti relazionali di legame che legano gli uni agli altri, quindi ognuno è un tassello di una rete fitta che si chiama rete di alimentazione. Ecco, e adesso arriviamo a qualche sondaggio, una domanda, così per tenere sempre viva l'attenzione. Quante specie di piante a fiore in termini percentuali dipendono dagli insetti? Ci sono proprio dei dati per dire, che poi vi mostrerò, però così potete buttare lì dei numeri, e anche a livello mondiale qual è la stima del valore economico del servizio di impollinazione. Un po' difficile Einstein diceva non può buttare lì dei numeri, Einstein però diceva 4 anni siamo spacciati, sì, appunto. non sarà proprio così. Esatto, però questa cosa una viene... colazione senza lapi. Sì, bravissima, poi dopo farò vedere un video anche per cui insomma ve li do io subito i dati, perché effettivamente sono abbastanza impressionanti, cioè circa il 90% delle piante selvatiche a fiori
dipende dagli impollinatori per riprodursi, ok? Cioè le piante a fiore, perché proprio noi al 90%, le piante a fiore sono praticamente quasi tutte le piante, a parte le insomma, no? Le piante a fiore sono anche per dire le gramminacee che dipendono dal vento, però la stragrande maggioranza dipende dal 75% delle colture agrarie dipende dall'impollinazione operata dagli animali, il 35% okay, è svolta dagli insetti, perché non ci sono solo gli insetti perché svolgono questo importante ruolo, ma se pensiamo a tutto il mondo ci sono uccelli, i colibrì pensiamo, ci sono pipistrelli, ci sono tantissimi animali che concorrono. Però il 35% è svolto dagli insetti. Da noi questa percentuale è ancora maggiore, dico nei nostri figli e nel nostro paese. La produzione agricola mondiale, che dipende dall'impollinazione, ha un valore economico stimato in circa, queste sono cifre enormi, insomma 600 miliardi quasi di euro l'anno. Quindi su scala europea sono 22 miliardi, 3 miliardi, insomma, per dire che gli economisti si sono messi lì anche a quantificare il valore economico dell'impollinazione. Per quello che si parla di servizio ecosistemico, perché questi sono servizi economici che la natura ci offre gratuitamente e che però non vengono quasi mai quantificati. E quando noi creiamo un danno ambientale spesso non ci rendiamo conto di qual è il danno economico che produciamo. Quindi direi che queste cose, anche per esempio all'interno di un istituto agrario, anche con i ragazzi, sono tutte cose da sottolineare perché sono estremamente importanti, cioè non ci si rende conto di quanto sono importanti. Allora, quindi, come aveva già anticipato anche la professoressa, senza gli impollinatori tutti gli habitat entrerebbero in crisi i prati, però entrerebbero in crisi anche le colture agrarie. Questo è un aspetto molto importante, quindi perderemo molti frutti, semi, verdure, gran parte di tutto quello che noi andiamo a acquistare in supermercato in termini di frutta, verdura e quant'altro non lo potremo avere. E questo non solo però da un punto di vista alimentare, ma anche da un punto di vista farmaceutico. Pensiamo a quante sostanze vengono estratte dalle piante, ma anche tessuti, legnami, tutto quello che dipende dal mondo vegetale. Quindi ci sarebbe un contraccolpo per l'economia mondiale, che è un po' quello che si sta verificando, perché c'è una sorta di crisi anche a livello agrario degli impollinatori, ed è per questo che poi si sostiene così tanto l'apicoltura, perché ormai le api stanno diventando gli unici insetti che sopravvivono anche aiutati dall'uomo. Tutti gli altri stanno scomparendo. Certo, quindi le api sono fondamentali e vitali, però sono la punta di un iceberg di un mondo molto più ampio, variegato, di insetti che stanno sparendo, e con la scomparsa di questi insetti, come vi ho detto, stanno sparendo anche tante piante selvatiche, tante erbe, tanti fiori. È un problema serio. Vabbè, qui le cause del... Allora, qui dice il 9% circa oggi delle specie di api e farfalle a rischio oggi, però pensiamo cosa potrebbe verificarsi negli anni se questa tendenza continua, come sembra. E quali sono le cause di declino degli insetti, impollinatori in particolare? Sono tante. Io ho messo in primo piano la distruzione degli habitat, perché effettivamente voi pensate così a volo d'uccello, immaginare e vedere la nostra pianura, no? La nostra pianura padana ormai, se noi ci spostiamo da Milano in qua o in là, e soprattutto lo vediamo di notte, è una grande distesa di luci, e tant'è che si può definire una grande città diffusa. Quindi sono spazi che l'urbanizzazione sottrae agli ambienti naturali, però se noi vediamo anche le campagne spesso sono luoghi coltivati a livello intensivo, a livello industriale, quindi sono distese di monocolture, dove trovare una fascia fiorita, un margine inarbito con presenza di specie selvatiche è diventata una cosa rara. E quindi questo è uno dei principali problemi, cioè la distruzione degli habitat. Com'è? C'è il terzo paesaggio nel rifugio. C'è il terzo paesaggio. Che sarebbe?
quello di Gitema, che sostiene che c'è un certo tipo di specie si vanno a rifugiare nei controlli stradali, in tutti gli spazi, nei campi dietro casa. Questo succede, cioè c'è questo fenomeno, per semplificare, anche dell'urbanizzazione, per cui tanti animali selvatici si trovano un rifugio nelle città e paradossalmente sta succedendo questo, me lo dicono alcuni entomologi, che a volte si trovano più insetti nelle periferie urbane che non in campagna, perché in campagna è tutta una gran monocoltura ed è tutto trattato a livello anche antiparassitario, no? Quindi gli insetti, almeno in città, non si buttano certe sostanze e trovano un rifugio. Però questo non è che ci consola molto, pensare che le campagne stanno diventando un luogo più che di vita, stanno diventando un luogo in cui prevale la semplificazione. Ovviamente, quindi accanto alla distruzione dell'habitat c'è l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, in agricoltura, fitofarmaci, pesticidi e quant'altro. Ovviamente non tutte le campagne sono uguali, per fortuna ci sono le campagne delle aree collinari, delle aree perimontane, per esempio, ancora ben conservate, per non parlare della montagna, però se noi entriamo nel cuore della pianura padana e vediamo un paesaggio, io non ho qui un'immagine che avevo in una pubblicazione, vabbè, però noi vediamo che i paesaggi della monocoltura che troviamo nel cuore della pianura padana, e se li confrontiamo con altri paesaggi della monocoltura che si praticano su altri continenti, vedremo che tutti questi paesaggi si assomigliano. Sono paesaggi in cui c'è una specie di deserto verde, di cemento verde, direbbe Poldini, e tutti questi ambienti di continenti diversi sono privi di identità perché sono tutti simili, così come sono tutte simili le periferie urbane, perché se uno va, che ne so, alla periferia di Milano o di, che ne so, Dubai, Tokyo, tendono a essere un po' tutte uguali, le periferie, i centri magari si distinguono. Parlo per esempio Calcutta, noi andiamo, le periferie si assomigliano tutte, cioè sono luoghi privi di identità. C'è questo fenomeno della globalizzazione che cancella proprio l'identità del territorio, che è fatta di anche molto, soprattutto di biodiversità. Poi ci sono ovviamente i cambiamenti climatici, anche questo è un problema. Legato ai cambiamenti climatici c'è il discorso dell'invasione delle cosiddette specie aliene. È un problema poco percepito, ma in realtà molto grave, perché ogni anno compaiono, da un punto di vista agrario, penso che la professoressa lo sappia, ogni anno quasi compaiono nuove specie provenienti da altri continenti, che sono state introdotte dall'uomo, favorite anche dagli spostamenti, e queste specie che vengono introdotte in ambienti nuovi spesso non hanno dei concorrenti, non hanno dei predatori che trovavano nell'ecosistema da cui provenivano, e quindi tendono a proliferare e a dare luogo ad esplosioni demografiche per cui diventano un problema. Allora c'è la zanzara tigre, quello lo conoscono tutti perché la zanzara tigre va a pungere gli uomini, però come c'è la zanzara tigre ci sono tanti insetti anche nocivi in agricoltura che attaccano alcune specie senza forestali, c'era la cimice, quella verde, insomma, che ha anche creato. E insomma, ogni anno c'è un'emergenza. Ma si occupa di entomologia agraria, ecco. Lei conosce meglio di me questi aspetti. Sì, se vuole citarne alcune emblematiche, magari così per rinfrescarsi la memoria, insomma ogni anno ce n'è uno, c'è quella del mais, no? Anche. La piralide, no? Sì, buona, la piralide, anche quella è stata introdotta però in epoca più antica, la diabrotica appunto del mais, anche quella sono un problema. Poi anche a livello per esempio di verde. Il rosso con il curculionide, no? Sì, quella proboscide, come si chiama? Il curculionide si chiama il punteruolo delle palme che ha distrutto tutte le palme a Palermo. Noi negli ipocastani, non so se avete notato, gli ipocastani bellissimi, se voi vedete da giugno in poi diventano tutti, sembrano bruciati proprio perché c'è una specie nuova, la cameraria, che c'è ormai nuova da qualche, sì, ormai una decina d'anni, se non di più, si chiama cameraria, va proprio tra la lamina fogliare, costruisce delle gallerie, divora tutto il mesofilo fogliare e le dissecca. È un bruco di una farfallina introdotta anche questa, e non c'ha un nemico.
Diciamo che gli ipocastani se la cavano fino a giugno, poi si seccano, però dai oggi, dai domani tendono a deperirsi, a malarsi, poi tendono a indebolirsi proprio, quindi questo è un problema grossissimo. Naturalmente l'uomo fa attenzione agli aspetti più eclatanti, quelli che lo disturbano di più, però c'è un mondo di specie aliene che sta devastando interi ecosistemi. E quindi questo è un altro aspetto. Vengono veicolate dall'uomo ma anche favorite dai cambiamenti climatici, pensiamo al granchio blu. Il granchio blu perché si sta diffondendo? Perché i nostri mari si stanno tropicalizzando, si stanno scaldando, quindi insomma sono problemi enormi. E questo va a interferire anche con mettendo in crisi alcuni insetti tipici, autoctoni, tipici delle nostre zone. Allora, conoscete qualche iniziativa della Regione a favore dei prati stabili? Se sì, quali? E perché spendere tanti soldi in iniziative a favore dei prati stabili? Vabbè, questa forse la risposta vi viene già data perché l'ho suggerita. Un progetto, lo sta guardando collega dell'ERSA, è quello dedicato ai magreti che si chiama Life Magret Grasslands, che ha messo al centro proprio i prati magri. Perché spendere tanti soldi? Perché abbiamo visto che a volte quando si investe su queste iniziative i benefici indiretti sono enormi, perché spesso si spende molto di più a riparare i danni che non a fare prevenzione cercando di ripristinare dei luoghi salubri, perché non si rende conto e non si riesce sempre a quantificare, per esempio, quant'è il valore economico del servizio di impollinazione. Ecco, infatti questi sono 3 progetti, tutti dedicati ai prati, sono 3 progetti LIFE. Cosa sono i progetti LIFE? Praticamente l'Unione Europea mette a disposizione fondi per sostenere la biodiversità, per farla semplice. Tant'è che tutti gli Stati membri della Comunità Europea hanno aderito, dell'Unione Europea adesso si dice, hanno sottoscritto la direttiva Habitat e della direttiva Uccelli. Sono tutte direttive che si occupano di biodiversità, noi siamo servizio biodiversità e ci occupiamo in particolare di questo. È stata costruita la rete Natura 2000, non so se ne avete sentito parlare, che sono una serie di aree protette che sono i luoghi deputati alla conservazione degli habitat rari. Habitat sono sostanzialmente ecosistemi, per habitat sono associazioni particolarmente vegetali, perché le associazioni vegetali poi vanno a sostenere tutte le comunità, quindi ci sono i prati magri, le foreste fluviali, ci sono gli ambienti perilagunari, ci sono gli ambienti di risorgiva, eccetera. C'è proprio un elenco di habitat e tutti questi habitat sono tutelati all'interno della rete Natura 2000, che sono queste aree dedicate proprio alla conservazione della biodiversità. L'approccio non è più crea un parco qua, un parco là, ma cercare un sistema integrato di aree, perché è molto importante creare la rete, cioè che questa biodiversità venga salvaguardata in toto. Allora, questi 3 progetti sono tutti e 3 dedicati in maniera diversa ai prati. Il primo si chiama Life Real Defense, è il primo progetto che ha seguito il mio servizio. Io l'ho seguito in maniera un po' più marginale perché ero appena arrivato a Udine, e questo è stato dedicato soprattutto al recupero delle torbiere basse alcaline e tutti gli ambienti di risorgiva. Le torbiere basse alcaline sono un ambiente particolare straordinario che qualifica la nostra regione, sì, Flambro, Virco, tutte le risorgive di Codroipo, e lì è stato fatto un gran recupero di questi ambienti umidi che erano stati completamente disintegrati per effetto degli interventi di bonifica, di coltivazione, quindi erano spariti. Si trovano lungo la fascia delle risorgive. Vabbè, allora Life Real Defense è dedicato a 3 tipi di ambienti prativi, chiamiamoli così, cioè di specie erbacee che gravitano attorno alla zona delle risorgive. Sono i prati umidi, le torbiere basse alcaline e i cladieti. I cladieti. Cladium mariscus, che è praticamente il falasco, che è quella pianta che se voi la toccate il margine è tagliente, proprio lì tagliate il margine. E questa cresce proprio immersa nell'acqua e si trova proprio nei fontanai, in quelle zone che sono perennemente allagate, che si trovano nella fascia delle risorgive. Sono un habitat di interesse comunitario prioritario, quindi estremamente raro. Lì è stato fatto un gran lavoro, proprio è stato scavato il terreno
perché erano stati bonificati, no? E quindi cosa si è fatto? Si è scavato il terreno in modo da riportarlo come era anticamente a livello dove l'acqua emerge, cioè quindi si è scavato fino a raggiungere il livello della falda freatica superficiale. E quindi perché cosa succedeva una volta? Quando c'era una depressione si buttava il terreno in modo che... e quindi sono state eliminate e si è stata fatta proprio un'azione di scavo in alcuni casi e recuperati questi ambienti. Attorno ai cladieti vi è la fascia delle torbiere basse alcaline, si chiamano così, sono delle vere e proprie torbiere basse alcaline perché lì la torba non è spessa come avviene per esempio nel nord, sono strati più sottili, si forma per accumulo di sostanza organica che in presenza dell'acqua ha dei processi di decomposizione molto lenti. Per questo torbiera, proprio perché tutta la sostanza organica, essendo ricoperta per una parte dell'anno dall'acqua, ha un processo di decomposizione molto lenta. Alcaline perché tutta l'acqua che permea dal materasso di ghiaia in cui scorre nella parte alta e che poi riemerge a livello delle sorgive è tutta di natura calcarea e quindi si chiamano alcaline perché l'acidità tipica delle torbiere viene tamponata dalla presenza di queste acque di natura carbonatica. Quindi sono una peculiarità, e sono una peculiarità tale per cui nelle nostre risorgive ci sono almeno 2 o 3 specie, 2 in particolare, che sono estremamente rare e sono esclusive del nostro territorio friulano. C'è Armeria elodes, che si trova praticamente in 2 o 3 comuni della fascia di risorgive della provincia di Udine, Armeria elodes, e poi c'è Erucastrum palustre. Il nostro servizio si è occupato anche di prendere i semi, riprodurli all'interno del vivaio Volpares e andare a reintrodurre queste popolazioni che erano ridotte, pensate, a qualche centinaio di esemplari. Adesso si sono un po' più, si è dato un po' di respiro. Certo, volevo dire che anche qui vicino a noi, per chi sa o non sa, ci sono stati, adesso ormai abbastanza bonificati, ma esempi di questo tipo. C'è l'area del Preval che aveva una torbiera proprio di estrazione, esatto, fino a 50 anni fa, sì. E gli esempi ci sono ancora visivi e poi ci sono ancora dei piccolissimi lembi di quella che era la palude, che però i vignaioli continuano a riempire ogni giorno, per cui fate un progettino anche in Prevalde, cioè perché comunque c'è ancora la tendenza adesso è persa, abbiamo messo anche un divieto proprio. Sì, però c'è lì un'area proprio così piccolissima dove cioè di palude. Lungo la strada avevano fatto anche un intervento ai forestali con un ponticello dove proprio si vede, ma proprio una cosa microbica, un ambiente di palude con tutti gli alberi tipici dei salici, i carici, non so come si chiamino, gli ontani e via dicendo, tutti con le radici dentro, e quindi tutte queste piccole cose esistono anche qui da noi. Però sono in via di completa sparizione, per questo diciamo che ma perché è un po' udinocentrica la cosa, nel senso che lì c'è la sede, poi c'era un nostro collega, un ex direttore che è andato in pensione, De Luca, che lui era veramente appassionato, veniva da queste zone di Torbiano, lui si è appassionato e è stato il primo a fare i progetti LIFE. Tra l'altro i progetti LIFE sono un mezzo attraverso cui la regione intercetta delle risorse che l'Unione Europea mette a disposizione, che se non ci facciamo avanti sono risorse che perdiamo, cioè spesso si parla anche della scarsa capacità di spese, no, che hanno soprattutto l'Italia. Noi siamo un po' un servizio virtuoso perché abbiamo intercettato risorse, attraverso queste risorse abbiamo mantenuto e recuperato ambienti naturali, quindi senza andare a incidere, per dire, totalmente sul bilancio regionale, ma facendoci dare un grande contributo anche dalla comunità europea.
comunque se posso dire che sul Prevano, no? Noi come scuola abbiamo un vigneto in Prevana ed è uno dei posti peggiori dove si può mettere la vigna. Esatto, è vero. Certo, no? È biologica per come è noto le vigne crescono bene sui sassi, no? Ma perché lì è terreno di bonifica, no? Lì è stato bonificato e quindi non ha nessuna valenza. Però è la stessa regione che ha permesso l'impianto di vigneti praticamente ovunque. È la regione che ha permesso nel tempo. No, dico la regione. No, perché lo so, gli altri che dicono molte anime della nel senso che noi siamo un'anima della regione, un servizio all'interno di una struttura molto grande e spesso i servizi non sempre lavorano in sinergia, ma funzionano non sempre con i dovuti scambi e sinergia. Va bene, allora arriviamo finalmente anche ai nostri progetti un po' più recenti, che sono il progetto Live Magari Grasslands, che è questo progetto dedicato questa volta non ai prati umidi ma agli altri prati, molto importanti, prati aridi o magri, che sono quelli che invece di caratterizzare la fascia delle risorgive caratterizzano, e quindi i prati magri invece si sviluppano nella parte alta, quindi nell'alta pianura. E poi vedremo il progetto proprio dedicato agli impollinatori. Sì, ecco, mi serviva solo puntualizzare una cosa, se permetti. Sì. Quindi di tutti gli ambiti di cui si sono occupati questi vari progetti LIFE che hai descritto, che quindi sono cominciati circa 30 anni fa, giù di lì? Ma sì, circa, 20-25. Forse i prati stabili sono quello, tra virgolette, non lo so se sbaglio, artificioso. Nel senso che ha bisogno dell'intervento umano. Adesso ci arriviamo. Ecco, ci arriviamo perché volevo proprio affrontare questo argomento, anche un po' l'origine dei prati, perché se sono naturali o non sono naturali. Un po' l'avevo detto prima, l'avevo accennato, che comunque i prati ci sono perché esiste un fattore di perturbazione che adesso vedremo quali sono, no? In particolare per quanto riguarda i magreti. Anzi, qui c'era la domanda prima. Perché la regione ha investito tanto sui prati, non per esempio sui boschi, no? Allora, i prati, i boschi, c'è un fenomeno di espansione del bosco. Se voi andate a vedere in montagna, i boschi si stanno espandendo. Tant'è che uno dei problemi anche della montagna è che tanti pascoli alpini e aree di sostanzialmente che un tempo erano prati, adesso stanno sparendo. Io mi ricordo quando ero piccolo vedevo le mie montagne, quelle del Torinese, il Fiancavallo, praticamente era tutto un grande prato. Adesso si vede come la vegetazione piano piano sta salendo e sta chiudendo tutte queste. Allora, ovviamente questa è natura che fa il suo lavoro. Ma non conseguenza però il carbonio è maggiore. Certo, nessuno parla male delle foreste che sono importantissime. Però mentre la foresta si sta espandendo, quindi diciamo non ha bisogno di essere, non ha bisogno di essere particolarmente favorita perché si sta espandendo spontaneamente, i prati stanno regredendo. Perché voi vedete che c'è anche questa grande espansione anche del cinghiale, che è stato anche un po' favorito dall'uomo, però anche il cervo sta arrivando in pianura, stanno i caprioli, un tempo erano rarissimi, però ovunque. Perché questi sono tutti, anche qua, sono tutti animali che gravitano attorno al bosco e con l'avanzare del bosco c'è anche questa espansione di tutti gli animali, di questa fauna. Ovviamente dietro al capriolo e dietro al cervo e al cinghiale ci sono anche i grandi predatori, l'espansione del lupo. Il lupo era sparito completamente, adesso sta progressivamente avanzando il lupo e altri grandi predatori come l'orso, creando anche allarme, eccetera eccetera. Non voglio affrontare l'argomento perché per dire come è tutto legato. Invece i prati, per effetto un po' dell'agricoltura intensiva eccetera eccetera, sono un habitat che stava completamente sparendo. Quindi è stato importante occuparci di questo come regione, perché in pianura praticamente, insomma, a parte certi luoghi, i prati stabili erano in continua regressione. Pensiamo a questi ambienti isogeali. Questi ambienti isogeali sono ambienti prativi sostanzialmente, a parte le foreste planiziali. E quindi se noi non facciamo questa azione di recupero delle torbiere alcaline, dei prati umidi, in alcuni contesti sparivano anche queste specie rare di cui ho parlato, che sono le specie endemiche legate a questi specifici ambienti.
allora, questo come vedete è la differenza dell'ambiente risorgiva, un ambiente aperto, questa è stata fatta nel Dandolo, sono prati stabili, adesso vediamo le caratteristiche, che hanno questa caratteristica di avere un orizzonte molto ampio, di essere molto estesi. Ecco, allora i magredi sono molto interessanti. Perché sono interessanti? Perché già la parola magredo, che significa prato magro, è una parola friulana e la parola magredo la trovate solamente in Friuli. Quindi è anche un ambiente identitario che segna molto le caratteristiche del territorio che è nostro, è friulano per eccellenza. Sono importanti da un punto di vista paesaggistico perché guardate questa foto fatta nei magredi, cioè praticamente c'è un orizzonte libero, siamo anche qui nel cuore della pianura e come vi ho detto la pianura non è un'unica grande città diffusa. Se noi vediamo una foto satellitare dall'alto dell'alta pianura padano-orienta-friulana vediamo un grande buco nero di notte, tutto è ricoperto da luce. Il buco nero corrisponde ai nostri magredi, è l'unico luogo non antropizzato della pianura, privo di infrastrutture, privo di grandi insediamenti urbani, quindi sembra un buco nero, un vuoto, in realtà è un luogo ricco di biodiversità e di specie. E poi sono importanti, come vedremo da un punto di vista storico, per gli aspetti che adesso affrontiamo, come si sono conservati, grazie anche all'azione e all'attività dell'uomo, importanti da un punto di vista ecologico, l'abbiamo detto più volte, sono prati stabili, quindi ricchi di biodiversità, e quindi costituiscono un unicum da un punto di vista proprio del contesto in cui sono inseriti, cioè la pianura estremamente semplificata, la pianura padano-veneta-friulana. Adesso stavamo prendendo accordi, come vi dicevo, con alcuni operatori per fare un documentario dedicato ai magredi, che speriamo vada anche sulla Rai nazionale, perché effettivamente sono un luogo ancora poco noto a livello nazionale. E quindi sono stati oggetto di questo progetto LAI che si chiama in questo caso LAI Magredi Grassland, che significa praterie appunto, sono delle praterie. Altrove le praterie, ecco, i magredi, vabbè lo dico qua, non so se dopo mi capiterà di dirlo anche più avanti, sono ambienti quindi praterie, no? Dove trovate le praterie? Le troviamo nel Centro America, nel Centro Europa, in ambienti solitamente aridi, poco piovosi. La poca piovosità rallenta questo processo di evoluzione verso il bosco anche, no? E in alcuni casi lo ostacola proprio, quindi si insediano proprio là dove il bosco non riesce ad attecchire. Di solito nei grandi continenti, in America, pensate che ne so, alle grandi praterie del Nord America dove c'erano bisonti eccetera eccetera. Da noi e quindi le praterie sono in qualche modo legate all'aridità, però noi siamo in una regione molto piovosa, si dice il Friuli è una delle regioni più piovose d'Italia, nonostante i cambiamenti climatici, però è sempre, una volta si dice il pisciatoio d'Italia, perché avevamo dei record di piovosità nei musi addirittura 3.000 mm anno, una cosa spaventosa, 3 metri d'acqua che cadono in un anno. Quindi una regione piovosa, tant'è che anche quando io sono andato a parlare dei nostri magredi che sono ambienti di natura steppica e arida, dicono come voi in Friuli, il verde Friuli avete ambienti di questo tipo steppico che sono tipici invece dell'ambiente, per esempio il Tavoliere delle Puglie, della Sardegna, cioè di luoghi aridi. Ma perché da noi l'aridità non è legata al clima, ma è tutta legata alle caratteristiche del terreno. È un terreno estremamente permeabile, sassoso, che ha una potenza di ghiaia anche di 200-300 metri, quindi tutta l'acqua che cade viene completamente riassorbita all'interno di questo materasso ghiaioso. Ecco perché, come il Carso, ecco perché l'anda carsica e i magredi in qualche modo si assomigliano e hanno caratteristiche analoghe. Ed ecco perché nella prima parte di quel libro dedicato ai magredi, questa prima parte è tutta dedicata alla parte fisica, cioè le caratteristiche del terreno, quindi anche con prove di permeabilità, cose di questo tipo. E quindi questo è l'aspetto peculiare. Il professor Poldini le ha definite, è venuto a mancare da poco, infatti è dispiaciuto un sacco, veramente. Grande luminare, grande ricercatore botanico, le ha definite steppe edafiche, cioè steppe legate alle caratteristiche non tanto del clima ma del suolo arido.
Quindi sono anche ambienti dove si sviluppano attualmente i magreti, sono ambienti perifluviali, anche periglaciali diciamo. Perché periglaciali? Perché si sono sviluppati all'interno di questi enormi materassi di ghiaia che si sono formati soprattutto al termine delle ultime glaciazioni. Cioè voi pensate, che ne so, a questi ghiacciai che avevano queste lingue che a Udine il ghiacciaio Tilaventino il ghiacciaio del tagliamento raggiungeva le porte di Udine, i colli morenici quasi raggiungevano Udine, e i colli morenici sono stati creati per effetto dell'avanzamento di queste lingue glaciali, e quindi questi ghiacciai si estendevano e occupavano una parte dell'alta pianura. E cosa è successo quando poi questi ghiacciai si sono sciolti? Che tutta questa enorme massa di acqua si è sciolta, e quindi questi torrenti, che erano torrenti fluvio-glaciali, avevano un'enorme capacità sia di erosione che di trasporto. E il trasporto solido, che anche oggi c'è, ma è molto più limitato, che ha costruito tutta l'alta pianura, quella volta era molto più grande. Quindi il principale impulso alla deposizione di questo materasso di ghiaia si è avuto al termine delle ultime glaciazioni. Ecco perché si parla di ambienti periglaciali, perché questi materiali ghiaiosi si sono sviluppati soprattutto grazie all'azione dei ghiacciai. E poi sono anche oggi degli ambienti perifluviali, e qui entra in gioco quel discorso che chiede la professoressa, cioè voi pensate che prima dell'avvento dell'uomo i fiumi erano liberi di divagare un po' attraverso tutta l'alta pianura, e queste alluvioni periodiche rimaneggiavano continuamente le ghiaie, e quindi questi prati ogni volta subivano questa perturbazione, e quindi c'era come una sorta di ringiovanimento di questi prati che non riuscivano mai a evolvere verso il bosco, e quindi sono ambienti legati anche al fiume e all'azione del fiume. Attualmente tutti i magreti non a caso si trovano al margine dei grandi fiumi, perché mentre un tempo i magreti si estendevano, diceva sempre il professor Poldini, in un grandioso semicerchio pedemontano, praticamente da est a ovest di tutta la regione lungo la fascia dell'alta pianura, quindi circondavano tutta la pedemontana, attualmente si trovano soprattutto lungo i fiumi, dove c'è ancora in parte questa azione di disturbo, che però questa azione di disturbo è venuta meno nell'epoca più recente, quando i fiumi sono stati canalizzati, imbrigliati dalla presenza di dighe, eccetera, eccetera. Quindi questa azione, i fiumi non sono più liberi di divagare sostanzialmente, oppure sono liberi di divagare in maniera molto più limitata. Ok? E quindi questo per dirvi che i magreti si possono considerare in parte naturali se andiamo indietro nel tempo, perché la loro origine è di natura naturale, però in epoca più recente, se si sono conservati, è perché a questa azione di disturbo provocata dagli elementi naturali si è sovrapposta e in parte sostituita l'azione dell'uomo. L'azione dell'uomo che li ha comunque sempre gestiti attraverso l'attività e conservati attraverso l'attività di pascolo, di sfalcio, ma anche pensati in epoca medievale o anche più recente attraverso la raccolta del legname, cioè il legname era una risorsa e quindi veniva continuamente tagliati alberi. Quindi queste tre azioni, pascolo, sfalcio e raccolta del legname, hanno fatto sì che i magreti si conservassero anche in epoca storica più recente. Ecco perché sono considerati ambienti di natura secondaria, o meglio ambienti seminaturali. Per ambiente seminaturale si intende un ambiente ricco di elementi naturali, però la cui presenza è determinata sostanzialmente è mantenuta grazie all'attività dell'uomo. Quindi diciamo che l'attività gestionale per questo tipo di ambiente oggi diventa fondamentale. Quale tipo di attività gestionale? Quella che ho detto io prima, cioè un'attività legata a un'agricoltura di tipo estensivo, non intensivo. Però questa agricoltura di tipo estensivo, questa attività di tipo estensivo ormai è quasi scomparsa. Il pascolo ce n'è poco, lo sfalcio è caduto un po' in disuso, perché essendo pascoli magri producono, diciamo, poco filo
un fieno che ha caratteristiche appunto, cioè sono poco produttivi sostanzialmente, no? E quindi spesso, mentre un tempo era una giossa, cioè anche l'ultimo del filo a erba, cioè venivano sfalciati anche i bordi delle strade, oggi è tutto al contrario, perché c'è un altro tipo di allevamento, un allevamento appunto di tipo intensivo. Quindi cioè, è cambiato un po' tutto il quadro socio-economico, cioè pensiamo anche agli allevamenti delle mucche, cioè diciamo gran parte questi prati sono mantenuti grazie al fatto che c'erano le mucche, ogni famiglia aveva una mucca, ecco, le mucche erano animali molto rustici, facevano lavoro nei campi, venivano utilizzati per la carne e per il latte, erano triplici attitudini, si dice. Erano razze rustiche, pensate alla pezzata rossa friulana, razza ormai quasi totalmente estinta, c'è la pezzata rossa, ma la pezzata rossa friulana è sopravvissuta qua e là, c'è stata anche un'azione di recupero. Questi animali, a differenza di quelli di adesso, erano in grado di utilizzare la fibra grezza e di trasformarla in latte, cosa che solo in parte le mucche oggi sono in grado di fare, perché gli allevamenti intensivi vengono spinti attraverso un'alimentazione molto forzata che è molto più ricca di concentrati, di insilati e poco di fieno, soprattutto fieno di questo tipo, dei prati magri, perché ormai anche la capacità stessa del rumine è venuta meno da parte di molti animali che vengono allevati intensivamente, perché vengono forzati, è come dire, mettere a confronto, che ne so, una Ferrari che deve correre, avere delle performance incredibili, e quindi io cosa gli do alla Ferrari? Gli do una benzina molto raffinata, eccetera, mentre il trattore, a differenza della Ferrari, va a gasolio, a nafta, cioè va piano, lavora, è in grado di utilizzare anche un carburante molto poco raffinato. È lo stesso queste mucche di una volta. Ma scusi, ma si può sfalciare in tutto il periodo o soltanto dopo il 31 luglio? Come... Sì, adesso ci arriviamo anche a quello. Okay. Sì, dopo c'è il discorso conservativo, eccetera, eccetera. Allora, tornando a noi, perché i prati non li sfalciano più, questo tipo di prati? Proprio perché non c'è più un grande interesse economico allo sfruttamento di questi prati, e quindi questi prati, pensate voi, oggi rischiano di scomparire nonostante ci sia una legge che li tutela, non tanto a causa anche di fenomeni di trasformazione, di sodamento, però c'è la tutela, c'è l'ombrello di tutela, quindi in teoria non si possono, e anche in pratica però se la sorveglianza non funziona a volte succede che anche qualche prato ce lo arano, eccetera eccetera. Però voglio dire che nonostante la legge li tutela, quindi non si possono dissodare, eccetera eccetera, non si possono concimare, molti prati scompaiono pur essendo tutelati a causa dell'abbandono, perché non vengono gestiti, non vengono sfalciati. E siccome noi non è che possiamo obbligare per legge, noi non... È un'azione difficilissima. È un'azione difficilissima, e adesso ci arriviamo proprio quali sono le strategie che stiamo mettendo in campo per garantire nel tempo la tutela di questi prati, perché io per legge posso dirti non puoi concimare, non puoi dissodare, ma non è che posso obbligarti ad andare a sfalciare, cioè io sono proprietario del piano, eccetera, e quello è il problema. Esatto. Ma il prato stabile ha il quindi questo andiamo a affrontare un tema che è quello della gestione del fuoco. Ok? E quella è la gestione fondamentale. Allora io qui corro perché sennò a me piacerebbe parlare. Sì, perché siamo alle 3:30 passate. Esatto, allora qui solo per farvi vedere questo discorso questi sono anche segni identitari forti, sono delle tracce geomorfologiche che vanno a segnare proprio il paesaggio, il territorio. Magari guardate questa foto satellitare, quali sono le tracce che si vedono a colpo d'occhio in tutta questa pianura? La laguna? Sono, a parte la laguna, però sulla pianura noi vediamo questi segni che sono i greti enormi del tagliamento e il Cellina Meduna. Sono proprio dei segni che si vedono anche se voi fate una foto dell'Italia intera, li vedete subito. Tant'è che io che mi trovo, sono una specie di segno indicatore, io mi trovo qua perché io sono vengo da Cordenosa, il punto di confluenza tra il Cellina e Meduna, è come una grande freccia che mi dice io sono qua, noi ci troviamo qua, quindi un elemento anche molto forte di identificazione. Quindi sono importanti, sono ricchi di specie,
Sulla tipicità dei magreti dico solo che ci sono specie di tipo mediterraneo, di tipo alpino, ci sono specie di tipo orientale, ci sono specie endemiche, insomma una grande ricchezza, cioè diciamo che il record di specie, di concentrazione di specie botaniche per unità di superficie voi non l'avete nella foresta, ma l'abbiamo in un prato, in particolare nei prati aridi. Quindi i prati aridi hanno questo paradosso, sembrano poveri perché producono poco a livello di biomassa, sono poco produttivi. Però se voi contate il numero di specie ce ne sono tante di più che non in una foresta, per esempio. Devo chiedere una cosa. Sì. Ma per riuscire a poter sfalciare questi prati, visto che non si potrebbe, chiedo, è una domanda stupida, inserire lì tipo delle capre, degli animali? Sì, adesso ci arriviamo. Sì, sono previsti. Allora, io adesso corro perché appunto, stiamo già andando, quindi state già anticipando su quelli che sono i temi legati alla conservazione. Allora, saltiamo un po' tutto il discorso della richiesta delle specie, dell'occhione, per esempio, l'antifauna e tutto quello che gravita attorno ai magreti. Saltiamo anche un po' velocemente tutto il discorso che abbiamo fatto di recupero di questi ambienti. Abbiamo recuperato oltre 500 ettari di praterie magre grazie a questo progetto. Vi faccio solo vedere, questo ve l'ho già detto, cioè quali sono le minacce, cioè quali erano gli elementi che li hanno conservati e quali sono le minacce. Invece le minacce sono sostanzialmente agricoltura intensiva, riordini fondiari, tutto quello che ne ha determinato il depauperamento, però poi è stata istituita la legge. Nonostante la legge c'è questo problema, che è un problema nodale, quello dell'abbandono, dell'incespugliamento e dell'imboscimento, a cui la legge da sola non riesce a far fronte. Guardate, invece questa è una cosa che si vede molto bene il discorso del livello di pressione. Questa qui è il confine di un'area di queste Natura 2000, quelle che sono state create proprio per tutelare questi habitat. Questo passa al confine dell'area naturale protetta. Guardate cosa succede oltre il confine. Cioè i livelli di pressione qui sono sottoposti a queste aree, quindi da una parte l'agricoltura industriale, dall'altra parte a sinistra gli ambienti naturali e gli habitat che però sono compressi, fortemente compressi. Lì dov'è questa foto? Questa è nella confluenza Torre-Natisone. Che era una di quelle aree circolari che tu avevi indicato e che era più vicina a noi, no? Sì, esatto. Qua un altro esempio, questo passa il confine della ZSC Greto del Cellina, guardate qui ambiente naturale e qui a ridosso la coltura di barbatelle. La coltura di barbatelle che è una delle più dannose a livello ambientale perché viene trattata in maniera incredibile contro il fillossera, sì, cioè si fanno tutta una serie di trattamenti che vanno a incidere anche sul terreno. Quindi i livelli di pressione sono notevoli. Per non parlare poi di tutto un discorso di agricoltura intensiva che le ha spesso coltivate anche in ambienti poco idonei, perché pensate ad andare a coltivare il mais, che ne so, lungo il greto del tagliamento, anche in aree cosiddette sondavi che sono state date in concessione. A coltivare il mais nella ghiaia è un po' paradossale, perché il mais ha bisogno di tanto azoto, di tanta acqua e di tanti anche atrazina, per dire, tutte robe che la fragilità del suolo fa sì che tutte queste sostanze vanno a finire in falda. Non so se vi ricordate la crisi che c'è stata di atrazina nel Pordenonese e forse anche da qualche altra parte, io mi ricordo perché sono di Pordenone, andavamo con le taniche. Questo perché tutte le falde erano contaminate dall'atrazina, perché si distese di mais trattate con atrazina, tutta l'atrazina va a finire in falda e dove finisce quest'acqua? Poi al piede dell'unghia di quella conoide, quindi a Pordenone si è trovata con l'acqua inquinata, per dire che sono suoli fragili e soprattutto all'interno delle aree Natura 2000 e soprattutto al margine dei fiumi non è opportuno praticare questo tipo di agricoltura. Poi spesso venivano coltivati abbandonati e al posto dei magredi c'era un proliferare di queste specie che non c'entrano nulla, che sono le specie
lo conosce bene la professoressa, che sono le specie legate alla coltivazione del mais, sono le specie cosiddette infestanti come la sorghetta o altre. La sorghetta è il caso più eclatante perché ha un ciclo sincrono con quello del mais. Sostanzialmente anche una volta abbandonati questo ambiente era completamente invaso da erbe infestanti ed altro. Quindi il nostro processo è stato un processo di recupero. Dove l'abbiamo fatto dei Magreli? L'abbiamo fatto all'interno delle aree Natura 2000, all'interno delle aree di proprietà regionale, dove le concessioni agli agricoltori, che spesso venivano date anche con durata decennale, erano scadute o in procinto di scadere. Quindi noi siamo intervenuti sul demanio idrico regionale, abbiamo detto stop, non date in concessione, li trasformiamo noi, questi in prati, e poi siccome lì è montata anche la protesta da parte degli agricoltori, perché ci hanno detto ma come, noi da anni che abbiamo in concessione questi prati li abbiamo sempre coltivati e voi venite lì adesso e ce li trasformate in prati, noi facciamo agricoltura, siamo quelli che vi hanno mantenuti, eccetera eccetera. Allora gli abbiamo spiegato il progetto e gli abbiamo detto guardate signori, noi ve li ripristiniamo. Una volta ripristinati, questo è il secondo passaggio, una volta ripristinati ve li ridiamo in concessione, con il vincolo che voi li dovete mantenere a prato. E allora ho detto, ma a noi cosa ci conviene fare questa roba? Allora, intanto li abbiamo dati possibilmente ad agricoltori che hanno le stalle, che quindi possono utilizzare questo fieno come risorsa. Ma poi, siccome questi sono prati stabili tutelati, esistono 2 misure del PSR, del Piano di Sviluppo Rurale, a sostegno proprio dei prati, e quindi diciamo che chi ha avuto in concessione il prato ha avuto anche la possibilità di attingere a queste risorse del PSR. Ci sono 2 misure dedicate ai prati stabili, una è una misura di mantenimento, perché viene in qualche modo riconosciuto il fatto che se uno mi va a sfalciare un prato svolge anche un'azione di tutela importante, quindi un'attività appunto di carattere gestionale, quella che dicevate voi. Come si fa a obbligare qualcuno a mantenere un prato? Lo faccio attraverso un incentivo, cioè ti do l'incentivo per il mantenimento del prato perché riconosco a te una funzione di mantenimento di un valore che è importante, che ha un valore economico e ambientale. Quindi la prima misura è la misura per il mantenimento dei prati, la misura 10 del PSR, che sono 269 euro per ettaro per anno. A questa misura abbiamo messo sul piatto come regione, anche grazie alla mia insistenza devo dire, un'altra misura che si chiama indennità Natura 2000. Cos'è questa misura? Cioè mi riconosce il fatto che io, soprattutto chi è proprietario, ti ho messo un vincolo, ti ho calato dall'alto un vincolo in qualche modo, ti ho detto quella è un'area protetta e questi protestavano. Ho detto bene, tu lì non puoi concimare, ti calcolo quant'è la perdita, non puoi dissodare, ti calcolo anche la perdita del valore di questo terreno perché tu non lo puoi arare, eccetera eccetera. Quindi tutti i vincoli sono stati calcolati ed hanno dato origine a un altro premio che si chiama indennità Natura 2000. Per cui sommando l'indennità Natura 2000 a questa misura di incentivo attualmente l'agricoltore può ricevere una cifra pari a circa a poco più di 600 euro per ettaro per anno, che è una cifra consistente tutto sommato, cioè facendo 4 calcoli, siccome io posso anche ricavare del fieno e se c'è un allevamento, e dopo vi farò anche vedere come rendere un po' più appetibile il discorso del fieno che è stato un po' snobbato, ho una mia sostegno economico, tant'è che c'è una nuova tendenza adesso che mi telefonano alcuni agricoltori e mi dicono ma scusa non avete qualche prato da darmi in concessione, cioè prima quello che era disprezzato, quello che era disprezzato adesso c'è un nuovo interesse proprio che esistono dei sostegni economici. Abbiamo detto non si può puntare solo sulla conservazione, quella di tipo calata dall'alto, sul vincolo, sull'imposizione, ma soprattutto per la gestione bisogna usare altri strumenti. E qui veniamo quindi tra pian pianino al discorso ultimo che è legato, qui io vi salto perché tutto il discorso che abbiamo fatto è enorme, l'ho trovato in quella pubblicazione, vi faccio solo vedere come erano. Allora, noi siamo intervenuti o su aree coltivate abbandonate, questa, oppure su aree di prato che erano completamente trasformate proprio a causa dell'abbandono e quindi si erano imboschite.
però di una boscaglia di neoformazione anche priva di valore, quindi noi praticamente abbiamo messo al centro la tutela dell'habitat, quello di interesse comunitario, abbiamo sacrificato parte della boscaglia di neoformazione, abbiamo conservato gli alberi notevoli. Soprattutto abbiamo fatto una lotta a una specie invasiva, da noi invasiva, che è la morfa fruticosa. Dura eliminarla, eh? Sì, questa qui, guardate che alta che è, questa è amorfa, anche se in trasparenza, questa era alta così più del trattore. Questo è un arbusto di origine sudamericana. Allora c'è anche il miele amorfa, Sì, questo è vero. quindi svolge la sua bella funzione ecologica, però il problema è che è una specie alloctona. E come tutte le specie di cui vi parlavo, che non sono solo animali ma anche vegetali, ha avuto un processo di invasione notevole, cioè si è allargata molto e è andata a occupare velocemente anche lo spazio dei prati. E l'azoto fissatrice, carica l'azoto. Brava, allora siccome sono prati più magro non è. Esatto. E questo è il problema. Quindi il prato magro tu lo vai ad arricchire con una pianta che è azoto fissatrice, quindi di azoto, lo trasformi in un non magredo ma in un grassedo, cioè in qualcosa di concimale, quindi cambia proprio la natura del terreno. Poi la morfa, cioè le foglie cadono, si crea una lettiera, si forma uno strato di humus e quindi accelera il processo di imboschimento sostanzialmente. Quindi è stato un processo di recupero di ambiente naturale. Guardate, solo per farvi vedere, questa è un'immagine scattata dall'alto dei magreli cellini, guardate che vastità. Questi sono magreli primitivi, cioè quelli in cui c'è questa alternanza di ghiaie e di zolle erbose, poi ci sono i magreli, man mano che vi spostate al margine, i magreli evoluti. Vabbè, non posso, anche se mi piace tantissimo, parlare di queste cose. Questo è il greto del tagliamento, guardate che bella anche questa immagine del tagliamento, il re dei fiumi alpini, no? Vengono a studiarlo anche dall'estero. E anche qui abbiamo fatto azioni lungo il margine, guardate. Dove li abbiamo fatti questi interventi? Vedete, qui c'è la parte un po' naturale. Allora, qui abbiamo fatto azioni di recupero delle radure che si erano chiuse. Abbiamo salvaguardato gli alberi notevoli e abbiamo aperto queste radure. Mentre in questa parte, che è quella coltivata, tutta questa parte che era coltivata mais, soia, eccetera, eccetera, abbiamo fatto tutto un processo di recupero di questi prati, li abbiamo trasformati in prati stabili. Quindi è stato un lavoro notevole. Questa è la valle del medio tagliamento che invece si trova più a nord. Vi faccio vedere, questa è la confluenza Torre-Natisone, quella di cui ho parlato prima. Vi faccio vedere solo il prima e il dopo. Questa era la situazione prima, alcuni di questi incolti e abbandonati, questo è sempre il prima. Ma il sorgo è considerato un'aliena invasiva? Visto che ma aliena no, perché è una specie, è una via di mezzo, diciamo, una specie ruderale sicuramente invasiva, aliena è un termine recente, diciamo non che non è una neofita. Ecco, diciamo che è una specie, cioè neofita dipende, insomma diciamo che è una specie che è comparsa e si sta propagando enormemente, soprattutto negli ultimi decenni, però effettivamente è comparsa insieme al mais, quindi non è proprio recentissima come altre. Ecco, questo è il prima e questo è il dopo. Cosa è successo? Appena abbiamo liberato quella superficie da quella coltre di vegetazione, soprattutto in alcune aree, cioè dove il suolo si era potuto conservare, non negli incolti, questa è dove c'era quella coltre di amorfa piuttosto che di rogo, dove il suolo si era conservato è stato sufficiente liberare quella superficie dalla coltre di vegetazione arbustive che subito sono riemerse le specie erbacee e le orchidee. Altrove invece abbiamo fatto proprio un'azione di semina. Ecco, qua è il prima e il dopo. Qui vi dovrei portare magari del cillina perché è bellissimo. E qua vedete, vi ricordate quella superficie tutta anche chiusa? Qui abbiamo aperto, abbiamo recuperato questa zona dandola in concessione, ci ha aiutato un pastore che ha ricominciato a pascolare, abbiamo fatto proprio una convenzione, un accordo con questo pastore che ha ripreso a pascolare questo prato. Questo è Spinbergo, la situazione era così, tutto sorgo e qui abbiamo proprio seminato, abbiamo fatto tutto un processo di miglioramento. E altrove abbiamo fatto proprio l'azione di, chiamiamolo,
di taglio delle boscaglie, degli arbusti, e però tutta questa biomassa è stata data alle centrali a biomassa, quindi non è stato sprecato nulla. E le semine come sono state? Cioè, sì. Il seme da dove? Interessante questo, perché ci voleva arrivare e qua è sul segreto del tagliamento e il dopo, praticamente dopo questa azione di ripultura, no? Vedete, ci sono stati lasciati gli alberi per i più principali, è stato fatto il recupero della boscaglia, lo stesso questo nella valle del medio tagliamento. Questa, guardate, la morfa, uno dei nostri operai prima e dopo. Ecco, qui tutte le informazioni che volete avere le trovate su questo sito www.magheredinatura2000.it. Sul discorso miglioramento, come è stato fatto, lo affrontiamo adesso, perché questo discorso dell'Hypole in Action, come vedete, è un po' la prosecuzione del progetto Lime Maghreb Grassland. Perché? Allora, innanzitutto questo progetto Lime Maghreb Grassland ha attirato molto l'attenzione anche dall'esterno. Quando abbiamo fatto il convegno finale è venuta all'Università Ca' Fosca di Venezia e ci ha detto: state facendo un lavoro meraviglioso, noi siamo molto interessati a quello che fate, facciamo insieme un progetto. Qual è stato il secondo progetto là? È stato l'Hypole in Action, in accordo con l'Università Ca' Fosca di Venezia. Cosa ci ha permesso di fare l'Hypole in Action? Praticamente noi lo consideriamo un po' la prosecuzione naturale dell'Hypole Maghreb Grassland. Perché? Perché abbiamo intercettato altre risorse e poi, come dicevo prima la professoressa, ripristinare un magredo significa avviare un processo, no? Soprattutto lì dove c'erano gli incodi, perché dove il suolo si è conservato è più semplice, come vedete subito sono comparse le orchidee, però là dove siamo partiti da un terreno agricolo in cui il suolo dei magredi è un suolo a strati, ferretizzato, no? È tutto uno strato di ghiaia, ma in superficie vi è uno strato molto sottile che si chiama ferretto, di suolo ferretizzato, che è ricco di ferro e di alluminio ossidato, che dà quel colore. Tipo le terre rosse? Sì, tipo le terre rosse che ci sono, soltanto che nei magredi è ancora più sottile. E questo è proprio questo che ha creato quel tipo di associazione. Una volta che tu rompi questo orizzonte naturale del suolo, cioè è difficilissimo ricreare quell'associazione che è legata a quel suolo. Voi pensate che è stato arato per anni e anni, è stato diserbato, è stato concimato, avete un suolo completamente distrutto e che va ricostituito. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto certo la semina, adesso ci arriviamo anche come abbiamo ripristinato i prati, abbiamo fatto le semine e abbiamo fatto questa azione di recupero dei prati, però questi prati che abbiamo ricreato, almeno una buona parte, a differenza di quelli originari, erano molto poveri di specie, e quindi noi abbiamo avviato il processo, però era necessario trovare nuove risorse per fare delle azioni di miglioramento. Okay? Quindi diciamo che con l'Hypole Maghreb Grassland molti di questi prati li abbiamo recuperati, con l'Hypole in Action li abbiamo migliorati. Come si fa il recupero? Ve lo dico velocemente. Allora, si usa un miscuglio commerciale, quindi miscuglio commerciale significa un miscuglio che posso acquistare anche in commercio, costituito da alcune graminacee che sono adatte a quel tipo di suolo, tipo le festuche, festuca ovina, rubra, rondinacea, l'olium perenne anche. Che funzione hanno queste? Che si adattano a quel tipo di terreno e vanno a occupare tutta la superficie velocemente, e questo è per vincere la concorrenza di quelle specie ruderali di cui se no altrimenti non mi libero più. Quindi è una specie di starter. Senza nessuna lavorazione del terreno. Però. Sì, sì, ve la faccio breve, perché prima abbiamo dovuto preparare il terreno, mettere anche le colture intercalari, però non c'è tempo. Però abbiamo preparato il terreno, eccetera, eccetera, poi abbiamo usato questo starter, e per tornare alla domanda che mi ha fatto il collega, professore, Davide, sì, che mi veniva, come è stato fatto questo ripristino? Andando a prendere il seme, il fiorume, nei prati meglio conservati e distribuendolo sulle superfici recuperate. È stato un trapianto di biodiversità. E quindi abbiamo avviato questo processo attraverso l'Hypole in Action, abbiamo fatto ulteriori azioni di miglioramento. Allora, cosa abbiamo fatto nell'Hypole in Action? Abbiamo fatto soprattutto questo tipo di azioni. Semina del fiorume, abbiamo continuato a fare questo trasferimento, diciamo, questa trasfusione di fiorume dai luoghi ricchi di biodiversità a quelli più poveri. Quindi
Siamo andati per esempio nel Dandolo, quelle belle superfici fiorite che vi ho fatto vedere enormi, con la mietitrebbia. Cosa appunto si fa proprio con la mietitrebbia. E come si raccoglie il frumento? Si fa una specie di raccolta a spaglio, si trebbiano i prati nel momento di massima maturazione del seme. Naturalmente non si raccolgono tutte le specie, ma una certa quantità. Ed è come fare una pesca a strascico, quindi si prende il maggior numero di seme possibile. Noi lo facciamo quando matura una specie che è tipica dei magrini, Bromus erectus, ok? Quindi, oppure il Chrysophorus grillus, più o meno maturano vicine. Li raccogliamo questo seme che costituisce un po' la base. Insieme a questo arrivano anche altre specie, che ovviamente incominciano, non è come quando tu semi lo starter, partono tutte queste, quelle graminacee di cui vi ho detto, invece col fiorume le specie compaiono in maniera graduale. Cioè, una volta che si è creata, è come ricostituire una banca del seme, no? Il seme cade, però non è detto che subito attecchisca o trovi le condizioni. Posso chiedere, no? Perché lo starter, del tempo. Perché lo starter sono graminacee per tirare via un po' di sostanza? Beh, questo anche l'abbiamo fatto, sì, a livello, sì. Allora diciamo che la fase preparatoria per impoverire il terreno di azoto e tutto quello che era stato buttato ha previsto effettivamente la semina di una graminacea intercalare, e lì abbiamo seminato lo IS eccetera eccetera, quindi l'abbiamo seminata prima di fare il prato. Questo ha una funzione, voi che siete insomma, sì, lo IESA, oppure abbiamo messo anche il sorgo, sorgo da granella, cioè sono tutte specie a rapido sviluppo che ciucciano l'azoto, e quindi è stato fatto lo sfalcio e l'allontanamento della biomassa, ma anche è stata fatta un'azione di ripulitura delle erbe infestanti, proprio per cercare di andare a rompere, incidere sul sorgo che aveva infestato tutte queste sorghe, per andare a chiudere a interrompere questo ciclo, no? Quindi l'abbiamo usata come coltura intercalare, e dopodiché è stata fatta la semina dello starter. Perché graminacea? Perché sono quelle che si sviluppano più rapidamente, sono fortemente concorrenti, cioè svolgono una funzione di concorrenza rispetto alle specie ruderali infestanti, cioè occupano tutti gli spazi, e poi sopra questo è stato messo il fiume. Queste sono praticamente le cose dette molto in soldoni. Quindi poi invece nell'High Pollination abbiamo continuato a fare la raccolta e semina di fiorume, e il fiorume viene proprio una volta, perché si chiama fiorume? Una volta veniva preso il fieno, buttato nell'aia, e tutto quello che rimaneva nell'aia in termini di semi veniva utilizzato, dopo che il fieno veniva spostato, tutto quello, il seme che rimaneva sul pavimento veniva utilizzato per rinvigorire e migliorare i prati, insomma, no? E noi abbiamo recuperato questa pratica antica, e lo facciamo però attraverso la trebbiatura. Il fieno viene trebbiato, disposto, essiccato nelle aie, insaccato e poi seminato in autunno. Però, come vi dicevo, quando si fa la raccolta del fiorume tu raccogli un certo range di specie, però alcune, per esempio, semi sono maturi, altri non sono maturi, altri non germinano, quindi bisogna fare anche un'azione un po' più mirata, cioè tutto quello che non si riesce a recuperare con il fiorume, una serie di specie. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la raccolta di semi di alcune specie, soprattutto di interesse nettarifero e pollinifero, le abbiamo coltivate nel nostro vivaio dell'azienda Voltales, quello di cui vi parlavo prima, e poi abbiamo fatto il trapianto di queste piantine coltivate con la loro zolla di terra, e le abbiamo praticamente messe a dimora. Quindi l'altra operazione è stata quella di coltivazione delle piante in vivaio e della messa a dimora. Altra possibilità è che invece di fare tutto questo processo di raccolta del seme, coltivazione, trapianto di zolle, eccetera, eccetera, l'altra possibilità era quella di andare a prendere il seme delle specie singole, quelle che non siamo riusciti a raccogliere con il fiorume, e distribuire direttamente il seme in purezza. Infine abbiamo ricreato altro elemento importante, perché magari sono un ambiente steppico, però si dice un ambiente steppico, ma non è un prato uniforme, ma anche con la presenza di arbusti. Gli arbusti svolgono un ruolo fondamentale, e quindi noi abbiamo creato anche delle siepi confinali, siepi mellifere, quindi al margine dei prati ripristinati abbiamo creato queste siepi mellifere. Qual è la funzione della siepe mellifera? Quella di
consentire ad alcune specie di insetti di completare il loro ciclo, ma anche di creare una barriera fisica spesso tra il prato ripristinato e l'area coltivata che ci sta a fianco, e che funziona da barriera che evita anche la deriva, quindi una sorta di riparo che evita la deriva rispetto all'uso di sostanze antiparassitari, per esempio, che vengono sparsi nelle aree circostanti. Si chiamano mellifere perché sono state utilizzate solo essenze ovviamente di specie autoctone fortemente mellifere, cioè che hanno grandi fioriture fortemente attrattive per le api e quindi utili per il miele. Ovviamente c'è un corredo di grandi specie, poi ve le faccio vedere, ma ve ne cito alcune. Ovviamente il biancospino, il pugnolo, il ligustro, cioè tutte quelle di mantello, sì, che sono quelle siepi che tipicamente danno origine in primavera a quelle belle fioriture bianche, si ricoprono tutte di bianco in maggio, anche la rosa canina, eccetera eccetera, che hanno una funzione pollinifera fondamentale. Aspettate che non vedo. Sì, qui ci sono tutti i partner, perché questo è un progetto di natura interregionale e anche internazionale, perché c'è anche la Spagna dentro, sono vari partner. Diciamo che noi come Friuli, che è il lead partner dell'Università Ca' Foscari di Venezia, siamo il principale partner, cioè quello che ha assorbito il maggiore budget, che ha fatto maggiori azioni, no? Perché poi ognuno ha un ruolo diverso. È inutile dire tutto quello che ho già detto, è stato messo al centro i prati, gli impollinatori e quant'altro. Il declino degli impollinatori, abbiamo visto le cause a cui è legato. Siamo intervenuti in questo caso su circa 200 ettari e quei 200 ettari sono praticamente in parte i prati che abbiamo ripristinato con l'altro progetto, ma abbiamo anche allargato l'orizzonte, cioè siamo intervenuti anche su altri prati che non sono di proprietà regionali. Per esempio abbiamo fatto degli accordi con i Palmanova, che ha questi bellissimi prati, i bastioni di Palmanova, e poi per esempio anche con autorità militari, i prati del Dandolo, piuttosto che quelli di alcuni privati, alcune riserve di caccia, perché alcune riserve di caccia dicono che anche per noi i prati sono importanti, quindi abbiamo creato delle sinergie anche con loro. Faccio vedere solo l'attività di raccolta del seme, di coltivazione di vivaio, e poi ultimo aspetto che l'avevo anticipato nelle slide ma non l'ho detto: accanto ai prati stabili per sostenere gli impollinatori ci sono anche le cosiddette fasce fiorite. Qui arriviamo a quello, anche a quello che potremo sviluppare qui, no? All'interno, grazie al contributo dei ragazzi e della cooperativa qui, l'associazione si chiama. Sì, comunità. Allora, perché vi ho fatto vedere questa immagine? Questa non è finta, è una immagine, sono stato ai Monti Sibillini, dove ci sono queste bellissime fioriture in quota di specie che sono specie archeofite, cioè sono legate da sempre archeofite alla coltivazione dei cereali. In questo caso non è proprio un cereale, una leguminosa, è la lenticchia quella di Castelluccio, famosissima. E in associazione a questa lenticchia che viene prodotta in alta quota non vengono mai utilizzate sostanze antiparassitarie, pesticidi e quant'altro. C'è questa meravigliosa fioritura di specie che hanno il ciclo sincrono, così come la sorghetta ha il ciclo sincrono con il mais. Queste hanno il ciclo di fioritura quasi sincrono a quello della lenticchia, e qui parliamo di fiordalisi, papaveri e quant'altro. Guardate l'effetto notevole anche da un punto di vista estetico. A parte il fatto che questo è in Monti Sibillini e quindi praticamente nel centro Italia, in Castelluccio da Noccia, no? Quindi le zone anche colpite dal terremoto. Io sono andato prima del terremoto e ci sono zone fantastiche. Perché vi cito le fasce fiorite? Perché oltre ai prati stabili c'è questo aspetto delle specie legate alle colture cosiddette estensive, le archeofite, che sono specie anche, si dice, seggetali, quindi legate alla coltivazione dei cereali fin dall'antichità. Pensate che si chiamano archeofite perché, a differenza delle neofite, da sempre hanno accompagnato le colture fin dall'antichità, no?
cioè il loro legame risale addirittura al periodo delle prime grandi civiltà, cioè la coltura dei cereali e con essa la presenza di queste archeofite segetali. Quindi addirittura si parla di 5 millenni, quando c'è stata proprio la mezza luna fertile, la coltura del frumento si è diffusa un po'. Comunque con essa si sono diffuse queste archeofite che erano tipiche del nostro paesaggio anche, no? Cioè le fioriture di papaveri, che vabbè, quelle ancora ci sono ancora qua e là, però soprattutto i fiordalini sono completamente scomparsi, ma tante altre che erano in associazione a queste colture. Quindi un'altra cosa che facciamo all'interno dell'High Pollen Action è anche di creare queste fasce fiorite, okay? Fasce fiorite per sostenere la presenza di insetti impollinatori, perché là dove sono scomparse le fasce fiorite sono scomparsi anche molti impollinatori, sempre un modo per introdurre elementi di biodiversità all'interno del tessuto rurale. Quindi sono specie segetali legate alla coltura dei cereali, archeofite l'abbiamo detto, erano un elemento tipico delle campagne di un tempo. Cosa le ha fatte sparire? L'uso dei pesticidi, ma anche di varietà di cereali nuove, fortemente concorrenti, cioè chiudono tutti gli spazi e non lasciano spazio a queste specie che sono considerate in agricoltura specie sostanzialmente infestanti, no? Di cui liberarsi. E quindi sono scomparsi. Con questo sono scomparsi anche molti impollinatori. Per questo è importante fare anche interventi per recuperare queste fasce fiorite. Quindi noi dov'è che facciamo interventi per la realizzazione di fasce fiorite? Li facciamo in alcuni contesti che adesso vi faccio vedere. Allora la differenza tra prato stabile e fascia fiorita qual è? Almeno per quanto riguarda il nostro progetto, perché poi è vero che si possono fare fasce fiorite anche con specie perenni, però normalmente le fasce fiorite, a differenza dei prati stabili, sono fasce coltivate, nel senso che il prato è stabile, quindi non deve essere toccato, l'abbiamo detto, non deve essere arato, non deve esserci nessuna azione di disturbo. Viceversa, per le fasce fiorite è il contrario, cioè le fasce fiorite sono sostanzialmente legate alla presenza di specie annuali e legate alla coltura del frumento e dell'orzo. E quindi qual è il loro processo? Il loro processo cade il seme, però per poter germinare devono trovare un suolo disturbato. Sono sostanzialmente, potremmo anche chiamarle delle specie un po' ruderali, che sul terreno sodo fanno fatica ad attecchire, hanno bisogno proprio del terreno mosso. Quindi sostanzialmente la fascia fiorita, per potersi rigenerare, ha bisogno di essere rinnovata di anno in anno anche attraverso delle operazioni colturali di movimentazione del terreno. Perché se noi non le rinnoviamo, al posto della fascia fiorita nel tempo si crea un prato stabile. E quindi cosa si fa per le fasce fiorite? Si fa un po' il contrario di quello che si fa ai prati stabili. I prati stabili, come suggerisce la parola, sono prati che non vengono mai arati e disturbati, anzi ogni disturbo del terreno costituisce un problema per il prato stabile, perché se voi create una scarificazione nel terreno su una superficie di prato stabile, immediatamente proliferano le specie ruderali. Viceversa, le fasce fiorite sono caratterizzate proprio dalla presenza di queste specie, tra virgolette, ruderali, il terreno va continuamente smosso. Questo ve lo dico perché adesso vedremo come si può realizzare una fascia fiorita anche all'interno del contesto di questa azienda. Sì, io la chiamo azienda, poi insomma in questa area. Quindi il seme deve cadere, il terreno deve essere smosso ogni anno per avere una fascia fiorita. Dove realizziamo queste fasce fiorite? Ecco qua. Arriviamo al tema un po' anche, no? Cioè c'è quest'area che viene messa a disposizione dal comune attraverso l'associazione a Tempesta, che è il gestore. E che cosa prevedono gli interventi per la realizzazione di queste fasce fiorite? Direi che qui ci sarebbero tutti i presupposti per creare queste fasce fiorite. Perché vorremmo crearle qua? Perché sono utili per gli insetti, perché hanno una forte valenza attrattiva non solo per gli insetti ma anche per gli uomini, nel senso che sono molto belle e quindi restituirebbero al luogo sicuramente un certo interesse anche da parte dei visitatori, dei bambini, dei ragazzi delle scuole, e poi si può collegare a questo l'attività dell'agricoltura, che qualcuno vede, perché facciamo anche dell'agricoltura di servizio
si creano queste fasce fiorite. Io entro subito qua un attimino nel pratico, cioè vi dico gli spunti, cioè tutto quello che bisognerebbe fare da subito. Manca il tecnico, Sonia, questo serve più per chi deve operativamente intervenire, perché qua se si diceva se si vuole realizzare questa cosa all'interno di questo progetto là, perché a me, non so se lo sapete, la Sonia ha firmato una specie di modulo di adesione dell'associazione La Tempesta con il progetto Life in Action, perché il nostro scopo è anche quello di dimostrare alla Regione, ma anche a tutti i nostri partner e alla Comunità Europea, che noi abbiamo creato sinergia, perché il nostro scopo non è semplicemente creare una fascia fiorita come farò vedere a Palmanova, ma anche attraverso questa azione cercare di fare in modo che queste fasce fiorite si propaghino e incominciano ad essere introdotte, perché hanno una funzione importante. Quindi siccome c'è questo accordo che dice l'associazione Tempesta in qualche modo aderisce al progetto e lo sostiene e si impegna anche a realizzare una serie di cose, allora quali sono le cose che vorremmo mettere in atto? Però sarebbe da farlo quest'anno, perché noi siamo in chiusura del progetto, no? E quindi noi vorremmo che si potesse realizzare queste cose prima del prossimo autunno. Quali sono le attività, diciamo, che si dovrebbero fare? Io ve l'ho messo un po' qua, anche rispetto a quanto abbiamo fatto noi, no? Subito ovviamente un sopralluogo, ci eravamo impegnati, oggi pioveva, dovremmo, comunque è una cosa da far subito, perché i primi interventi andrebbero fatti in primavera, quindi individuare l'area più idonea come responsabile tecnico anche dell'associazione, perché è da lì che si parte. Comunque mi sembra che di aree idonee ce ne sono parecchi. Ovviamente non è che si tratta qui di fare un metro, ma anche di creare delle strisce più o meno larghe, insomma lì si tratta di vedere, o una grande superficie, vedrei tante scusa se ti interrompo, il nostro problema è un problema logistico e anche di denaro. Cioè noi non abbiamo denaro come progetto. Allora si può iniziare. Avevamo detto piuttosto iniziare con la siepe mellifera, che è più semplice perché ci dà la regione il vivaio gratuitamente. Entrambi gli spunti per entrambi. Sì, no. Allora comunque qui se non so se io ho parlato di ripulitura della vegetazione, però vedo che ci sono già zone ripulite, quindi questa cosa io ho immaginato una specie di area incolta, ma mi pare che sono già superfici libere, per cui non occorre neanche fare questa attività preliminare, perché ci sono zone in cui il terreno è già mosso, no? Ecco. Perché quindi mi sembra che se ci sono già zone in cui il terreno è mosso, tutta questa prima fase può essere saltata. Ecco, quello che dicevano anche qualcuno di voi che lavorate proprio all'interno di un istituto tecnico agrario, spesso si fanno le false semine. Le false semine si fanno però sempre se si parte da un incolto dove per esempio abbiamo tanto sorgo. Se il terreno è già pulito, siamo in qualche modo, è già stato lavorato, siamo in qualche modo avvantaggiati. Io parlo di una situazione come quella che ci siamo trovati noi, in cui prima abbiamo dovuto liberare il terreno da colture di vegetazione di infestanti tipo sorgo o altro, o addirittura anche rogo. Poi bisogna fare una specie di falsa semina. Che cos'è la falsa semina? Lo conoscete anche voi, è praticamente bisogna cercare di stimolare, siccome si è creata nel tempo negli incolti una banca del seme fatta di tutte le specie ruderali infestanti che erano tipicamente legate alla coltura che precedentemente occupava quel terreno, solitamente il sorgo. Il sorgo tende ad accumularsi perché cade un sacco di seme, e quando tu hai la coltivazione di mais poi aveva uno strato di terreno che è pieno, cioè la banca del seme di sorgo e altre specie infestanti. Queste qui hanno il ciclo sincrono a quello del mais, no? Quindi hanno uno sviluppo tardo estivo. Allora cosa si fa? Si cerca di spezzare questo ciclo attraverso la falsa semina. Cos'è la falsa semina? Praticamente si lascia questa vegetazione svilupparsi e la si sfalcia prima che questa vada a seme. Quindi per quello si chiama falsa semina, che è una finta semina. A volte la falsa semina viene fatta con una vera semina, cioè praticamente si smuove il terreno e si fa una semina di specie che hanno un ciclo diverso a quello per esempio del sorgo tardo estivo e che hanno una fioritura anticipata. Per esempio noi abbiamo usato l'aloiessa. Cosa succede?
che questa l'OIS va a occupare tutta la superficie, non lascia spazio allo sviluppo delle piante a ciclo tardo estivo, e voi quando è che la sfalciate a fine giugno avete interrotto il ciclo. E questa è un'operazione che può essere ripetuta anche più volte. In questo modo si opera una specie di diserbo naturale, okay? E quindi voi vi troverete in autunno che dopo l'ultimo sfalcio ho fatto un'attività di preparazione del letto di semina. La preparazione del letto di semina si fa con o una aratura, in questo caso si può usare anche un'arpiccatura se il terreno è già mosso, e una volta che il terreno di semina è preparato bisogna fare una semina autunnale. Tutte queste specie che ho citato, che sono le specie seggetali legate quindi ai cereali, autunno-verlini, vengono appunto seminati in autunno, perché poi la loro fioritura è di solito il massimo, l'apice di fioritura l'avete in maggio-giugno. Okay? Quali sono queste specie? Fiordaliso, papavero, falsa camomilla, l'avete vista anche in alcune foto prima, che è quella specie di camomilla, si chiama Anthemis arvensis, sembra la camomilla ma non è camomilla questa, molto bella. Anche questa è una specie seggetale, poi c'è lo specchio di Venere, c'è il gittaione, anche altra specie molto bella, e sono tutte specie che, se volete vi dico anche dove procurarvi, nel senso che ci sono alcune varietà di fiordaliso che si trovano anche in commercio, ma spesso sono varietà che sono frutto di una selezione che viene utilizzata di solito a scopo ornamentale per gli orti e i giardini, così amatoriale. Però se si vuole fare una vera fascia fiorita con le specie archeofita originale, specie selvatiche, bisogna rivolgersi a alcune ditte specializzate. A Udine c'è Semenostrum. Semenostrum è l'unica azienda che produce seme da specie selvatiche e le vende, è l'unica azienda che abbiamo non solo in Friuli ma in tutto il nord Italia. Abbiamo la fortuna di averla a Udine, tant'è che noi abbiamo attivato all'interno di questo progetto LAI una convenzione con Semenostrum che ci produce il seme di cui abbiamo bisogno, perché a parte quelle specie di cui vi ho citato che coltiviamo in azienda, sulle specie seggetali noi partivamo praticamente da zero, e quindi ci siamo appoggiati proprio a questa ditta Semenostrum che ci produce tutte quelle specie che vi ho detto. Quindi questo perché ve lo dico? Qualcuno mi ha detto dove posso procurarmi il seme? Andate da Semenostrum e ve lo vende. Costicchia, però insomma. Posso chiedere? Sì. La banca del germoplasma dell'Università di Udine. Anche quella collabora con noi, che però quella cosa fa? La banca del germoplasma opera in due settori. Uno è quella della conservazione del germoplasma di tutte le varietà di colture antiche, quindi fagioli, piselli, quant'altro, rose, cipolle, tutto l'aspetto culturale. Noi invece con la stessa banca ci occupiamo di conservare le specie selvatiche, quindi le specie rare, tant'è che prima vi ho citato Armeria e Elodes, vi ricordate lo spillone di palude, piuttosto che Eucastrum palus, piuttosto che Brassica glabescens, prende il nome dal professor Poldini. Tutte queste specie rare che rischiano l'estinzione, per mettere al sicuro noi prendiamo ogni anno una quota di seme e glielo diamo alla banca del germoplasma che lo conserva, in modo da tutelare dal rischio di estinzione definitiva. Okay? Quindi noi collaboriamo con la banca del germoplasma dell'Università di Udine a questi scopi, però diciamo, ci sono due branche, una è quella legata alle colture, una è quella legata alle specie selvatiche endemiche. Questa è la... Sì, no, se c'erano anche queste accessioni oppure no? Accessioni di? Cioè di queste specie archeofite? No, oppure... perché le archeofite non sono considerate in pericolo di estinzione, no? Cioè, sono rare, questo sì, cioè nel senso sono diventate in alcune zone, sono scomparse, però per fortuna in altre, tipo hai visto nei Monti Sibillini avete distese enormi. Il problema è che in tanti contesti fortemente semplificati proprio non ci sono più. Quindi sono localmente estinte, ma dove trovano le condizioni hanno la possibilità di anche riesplodere. Per quello che c'è bisogno di sostenerle. Ecco, questi sono altri esempi di fasce fiorite. E ecco, in estate
Poi a fine giugno, quando è che maturano, fioriscono, abbiamo detto hanno un ciclo sincrono a quello del frumento e quindi tipicamente i papaveri fioriscono insieme al frumento. Quindi quando poi il frumento si raccoglie, in genere anche queste specie hanno esaurito il loro ciclo, hanno fatto cadere i semi, a quel punto quando tutto si è seccato si raccoglie. Allora una parte del seme cade spontaneamente e quindi rimane nel terreno, però per poter germinare ha bisogno che il terreno venga mosso, questo è importante. Poi per avere sempre la stessa forza, cioè nel senso per rinnovare con lo stesso effetto visivo, bisogna ogni tanto rinnovare e buttarci del nuovo seme. La possibilità è quella che dicevate voi, che è quella di convertire la fascia fiorita di specie, diciamo, annuali, specie segetali archeofite, con delle specie perenni. Cosa si fa? Allora, insieme a quello che faremo noi a Palmanova, adesso vi faccio vedere, dopo i primi 2 anni di semina di specie annuali, insieme alle specie annuali ci mettiamo anche le specie perenni. Questo perché? Perché una volta chiuso il progetto non abbiamo più la possibilità di intervenire e rinnovare. Quindi mettiamo le specie annuali in modo da favorire pian piano la transizione da fascia fiorita a, diciamo, prato stabile, cioè prato ricco di quelle specie perenni che poi si dovrebbero rinnovare senza bisogno di andare lì a riseminare ogni anno e a disturbare il terreno, perché pian pianino si viene a costituire un'associazione spontanea su un suolo saldo, cioè su un suolo che non è più lavorato. Questa è anche un'altra opzione, cioè partire dalla fascia fiorita di specie annuali e pian piano trasformarla in un prato fiorito a carattere più stabile, quindi che non ha bisogno di essere rinnovato. Ovviamente l'unica attività che bisogna garantire è lo sfalcio e il mantenimento. Bene, quindi queste sono anche operazioni che potete fare tranquillamente. Dove noi realizzeremo queste fasce fiorite? Perché vi cito il caso di Palmanova? Perché, come vi dicevo, a me sarebbe piaciuto, e qui entriamo anche a fare l'avevamo scritto, no? Cioè cercare di vedere se riusciamo a organizzare assieme anche dei sopralluoghi all'interno di questo progetto. Sì. Quindi per esempio qui a Palmanova, vedete noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un accordo con il comune di Palmanova che ha aderito al progetto. Tutta questa parte verde sono prati stabili che sono inseriti nella banca dati dei prati stabili. Tant'è che se voi andate a vedere i bastioni sono circondati da prati che sono anche molto belli. Ok? E quindi dov'è che siamo andati a intervenire? Allora, qui ci sono una serie di lunette, queste qui si chiamano, la cinta esterna si chiamano lunette napoleoniche perché corrispondono alla cinta muraria interna e quella cinquecentesca, molto antica. Questa più esterna è napoleonica, quindi del 1800. Queste lunette si chiamano napoleoniche. In questa zona qui vedete che non ci sono prati stabili, qui e qui. C'erano delle zone fortemente degradate, ricoperte da una corte di vegetazione infestante, ruderale e quant'altro. E quindi lì abbiamo individuato delle fasce dove andare a lavorare il terreno e creare queste fasce fiorite. Perché abbiamo pensato di farlo a Palmanova? Perché insomma è un sito UNESCO. È molto frequentato da turisti e visitatori e quindi diciamo che creare lì una fascia fiorita ha una doppia funzione. Da una parte sostiene gli insetti impollinatori e opera in sinergia con questi prati. Poi dopo lì c'è anche un'associazione che si chiamano Amici delle Api, che hanno già degli alveari, quindi sono felicissimi che noi gli facciamo questa cosa, ma l'altra funzione è una funzione di carattere divulgativo, cioè ci aiuta, proprio perché sono molto belle e attirano l'attenzione, di divulgare la necessità di creare queste fasce anche altrove, quindi diventa una specie di una funzione divulgativa propedeutica per cercare, per esempio, come vorremmo fare qua, di divulgare e di diffondere questa pratica anche altrove, quindi avere anche una certa visibilità. Quindi l'impegno sarebbe quello, se volete, di andare a vedere queste fasce quando saranno fiorite, cioè in maggio, giugno, perché penso che il colpo d'occhio deve essere notevole. Non sappiamo per i risultati, nel senso che
Cioè è un'attività che maggio-giugno sarebbe bello perché vai a vedere i prati e a fianco vai a vedere anche le fasce. Però cioè, per quanto riguarda il progetto qui, poi un attimo Massimo anche avrà da dire qualche cosa, pensavamo, perché così un po' avevamo parlato, no? Sì. Ricordi a Udine, di farlo in settembre. Cioè in autunno, perché per motivi proprio vegetazionali. No, avevamo detto in primavera, cioè, perché sia per i magreti, volendo vedere i magreti, cioè i prati stabili, sia per questo il periodo migliore è sempre maggio, giugno. In autunno vedi il paesaggio, ma non vedi le fioriture. No, ma per la semina, Ah, no, ma sono due robe diverse. Allora, la semina è un'attività pratica che si conduce qui in azienda, ma fatta secondo quella scansione temporale. Sì, io parlavo della semina o della piantagione. No, quella è fatta secondo quelle indicazioni che mi danno. Dopo vi faccio vedere anche per le siepi. Invece, se si vuole fare dei sopralluoghi, un sopralluogo dedicato, mi ricordo che si diceva, ti ricordi il primo incontro? Capito, sì, no, sempre il primo incontro. Quello che c'era anche qualcuno appunto dell'ARPA, ti ricordi? Dell'ARPA, mi sembra, a Gorizia, insomma c'era uno che è quello che segue anche i giardini storici, l'ARPA, scusa, sbagliato. Ah, dell'ERPA, sì. Un'altra. Sì. Che anche lui dice sì, che bello, si potrebbe andare a vedere, fare attività anche lì. Sì, tu parli dei sopralluoghi nei vostri siti di restauro, per fare foto, per fare anche... Sì, no, questo tranquillamente in maggio-giugno, sì, no, io avevo capito. Comunque cosa abbiamo messo qui? Qui in entrata di Porta Aquileia, che è l'entrata sud, abbiamo messo Fiordaliso, Papavero, Passa Camomilla, Gitaglione. Gitaglione sarebbe l'agrostemma gitago, che non l'ho qui. Però è molto bella, insomma è una specie anche piuttosto rara. L'agrostemma non me lo ricordo sinceramente. Ma guarda che c'è nel caso. No, non è una straccia. È una specie a sé forse. Non mi viene. Sì, no, dopo magari la vediamo su internet, se c'è il collegamento. La prima lunetta napoleonica, cioè spostandoci verso est, faremo invece, abbiamo fatto una semina da una parte di papavero e da un'altra parte di fiordaliso. Qua sarebbe bello fotografare se qualcuno ha il drone, con il drone, e vedere l'azzurro e il rosso. Poi invece qua nella seconda, in quest'altra, ne abbiamo due lunette, una più o meno gli stessi miscugli, e poi lungo la strada. Questa invece l'abbiamo creata perché mentre le lunette sono un po' incassate, non sempre facilmente visibili, bisogna proprio andare a camminarci a fianco. Questa fiancheggia la strada e qui faremo una grande fascia fiorita molto visibile anche da parte degli automobilisti, per esempio, no? E qui abbiamo realizzato quella che vorremmo fare qua, la famosa siepe bellissima. Ecco qua, poi volendo, se avremo tempo quel giorno, abbiamo realizzato anche una fascia fiorita diversa, in questo caso di erbe di sponda. Siccome è molto bello da visitare, perché all'interno di questa fascia interna delle mura, quelle cinquecentesche, c'è anche il fossato. E lungo il fossato, a parte che ci sono gallinelle d'acqua, ci sono gazzette, ci sono folaghe, anatre, germani, e c'è tutta questa vegetazione di sponda che insomma era un po' impoverita, anche un po' degradata con elementi estranei. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo tutta una serie di piantumazioni di erbe di sponda dei fossati, tipo tipo gli iris giallis, l'iris sibirica e l'iris azzurro. Abbiamo messo il campanellino di palude, abbiamo messo l'itrum salicaria, la salcerella, cioè abbiamo messo tutte queste cose di sponda. Ovviamente questo richiederà un'azione quasi di giardinaggio, di cura, perché se no. Però il colpo d'occhio sarà notevole, anche tutte queste specie hanno un interesse, siccome hanno abbondanza di fioritura, hanno un interesse di tipo entomofilo, quindi adatte per gli insetti. Adesso in fase conclusiva, dopo facciamo questa cosa delle filiere dei prati stabili e dopo le siepi, va bene?
No, piccato per il tempo. Allora, perché ci tenevo a questo discorso dei prati stabili? Perché entriamo sul tema della gestione, che voi mi dicevate, ma qual è adesso per garantire il futuro di questi 500 ettari che voi avete ripristinato, ma non solo, ma anche di tutti i prati stabili, protetti, c'è questa legge che è la legge 9 del 2005. Come fare a superare il problema dell'abbandono? Perché la tutela in qualche modo passiva la fai dicendo non puoi fare questo, non puoi fare quell'altro, però non puoi obbligare qualcuno a fare qualcosa, no? O gli dai degli incentivi oppure devi costruire un altro meccanismo che è appunto la filiera dei prati stabili. Cioè all'interno di questo progetto Apple in Action una parte è dedicata al miglioramento dei prati, alle fasce fiorite, alle siepi, l'altra è un'azione che ha attirato molto l'attenzione della comunità europea perché è un esempio di proposta gestionale che vorrebbe creare una sinergia pubblico-privato per garantire un tipo di economia sostenibile che quindi è un'economia sostenibile, cioè è una gestione sostenibile sia da un punto di vista economico e sia da un punto di vista ecologico. E quindi è un qualcosa che sta in piedi da sé. Perché il problema di questi progetti è che spesso finisce il finanziamento, si chiudono i rubinetti del finanziamento, non diciamo ripristinati prati, bellissimo, e dopo cosa succede? Abbandoni tutto? No, non è possibile. Allora bisogna creare dei meccanismi per garantire nel futuro anche la gestione di questi prati, a prescindere dagli aiuti del progetto LIFE. E quindi siamo inventati questa cosa abbiamo creato questa brochure per spiegare il valore dei prati stabili e quanto vorremmo realizzare con questa filiera dei prati stabili, che adesso vi spiego un pochettino che cos'è, e poi c'è il questionario che vi distribuisco. Quindi la gestione dei prati stabili del progetto di filiera. Arriviamo un po' al dunque di questa azione specifica che si chiama filiera dei prati stabili. Cioè l'idea è di creare, siccome sono prati che come vi ho detto sono stati un po' snobbati perché poco produttivi, si ricava un fieno spesso di poca quantità e non è come quello che deriva per esempio da un medicaio, un prato concimato, no? E quindi sono stati un po' caduti in disuso e abbandonati. Noi volevamo creare un po' di valore aggiunto a questi prati. Come lo facciamo? Innanzitutto abbiamo creato questa piccola brochure che spiega a tutti, anche a un pubblico medio, insomma anche alla signora che va a fare la spesa nel supermercato, il signore, per condicio, perché sono importanti questi prati stabili, no? E quindi far conoscere, perché effettivamente quanti sanno che c'è una registrazione dei prati stabili? Pochissimi secondo me, no? Quindi bisogna far conoscere questa realtà e far capire che poi questo dovrebbe essere un motivo di orgoglio, che siamo l'unica regione in Italia che ha una legge di tutela dei prati stabili. Quindi questo è il primo. Poi spiegare perché sono importanti, che cosa sono, perché sono importanti, questo ve l'abbiamo già detto qua, quindi non occorre spiegarlo, però sono tutti elementi che trovate in quella brochure. Anche questo discorso qui, no? C'è la tendenza degli agricoltori quando hanno un prato stabile a dire ma perché non lo posso concimare? Cioè se è così magro, bisogna concimare anche perché diventa più bello, più verde, più rigoglioso. Però ogni volta è difficile spiegargli che guardate, più li concimate e più diventano poveri di specie. E quindi i prati concimati saranno anche più verdi, però vanno a selezionare alcune specie, le specie nitrofile, cioè quelle che hanno questo sviluppo rigoglioso, verde, le graminacee spesso che non danno fiori, e tutte le altre specie tendono a scomparire. Quindi anche spiegare questo è estremamente importante. Poi sono importanti per gli insetti, eccetera, eccetera. E l'altra cosa è, insomma, costituiscono un elemento paesaggistico importante, tutte cose che trovate in quella piccola brochure. Qui vado via veloce e voglio arrivare un po' al dunque del perché vogliamo creare questa filiera dei prati stabili. Quello l'ho guardato un attimino, ecco. Le 10 ragioni, ve lo dico qui, quello che poi
è stato riassunto in maniera sommaria all'interno di quella brochure. Cioè, i prati stabili possono essere una risorsa per tre filiere sostanzialmente che vorremmo sviluppare. Una è la filiera del latte. Perché vogliamo sviluppare questa filiera del latte? Perché attraverso questa filiera del latte effettivamente ci siamo accorti che ci sono ancora alcune aziende che, come vi ho detto, che sono concessionari dei prati o proprietari dei prati che effettivamente utilizzano questo prodotto, che è quello dei prati stabili. Però cosa succede? Spesso sono aziende di carattere estensivo, non di grandi dimensioni, che hanno queste razze un po' più rustiche, però cosa succede? Che non esistendo una filiera dei prati stabili, tutto questo latte finisce in un unico calderone insieme con altri. Quindi questo aspetto, che può essere un aspetto che andrebbe valorizzato, non lo è per nulla, perché finisce tutto in un unico calderone. E noi siamo convinti che il latte che proviene dai prati stabili abbia caratteristiche diverse dagli altri. Perché ha caratteristiche diverse? Perché pensate per esempio al vino che viene prodotto qui nel Collio oppure nelle zone delle Grave, no? E spesso i vini più pregiati sono quelli che si producono in minore quantità. Per la loro caratteristica è avere una maggiore qualità. Lo stesso succede al latte, cioè le vacche che si alimentano di più con il fieno avranno una minore quantità sicuramente, cioè produrranno meno, però quel latte potrà essere di maggiore qualità, cioè come nel caso della vigna che proprio in ragione del fatto che viene coltivata in un suolo magro assume alcune caratteristiche organolettiche particolari legate a quel tipo di suolo, così questo latte che deriva da prati con tante essenze, tante specie diverse, possono avere caratteristiche organolettiche, profumi e aromi diversi. Pensate adesso al latte di montagna o al burro di montagna. Perché il burro di montagna è giallo e quello che viene fatto a livello industriale è bianco? Perché in montagna ci sono tante essenze che restituiscono colori, sapori diversi, proprio perché sono prati ricchi. Okay? Tant'è che tanti dicono io vado a prendere il latte e il formaggio di montagna, che è diverso con le mucche che vanno al pascolo. Sì, volevo solo chiedere se ci sono aziende comunque che riescono a fare 100% con questi prati, sì. Gestire la mandria diciamo 100%. No, non è possibile. Non è assolutamente. Quindi poi voi dovrete fare dei percorsi per non so, mettere una quantità massima esatto. di... Adesso arriviamo per quello. Io ho un aneddoto curioso perché molti anni fa in montagna in Sardegna avevamo fatto un incontro con i pastori, con l'azienda regionale che faceva ricerca e a un certo punto l'agronomo dice sapete perché il latte delle pecore sarde è particolarmente buono? Lui voleva arrivare al transetto per la biodiversità e la fonda nasale sente perché è gratis, perché il latte delle pecore ha valori diciamo così diversi per queste quantitative rispetto a quello vaccino e quindi l'evento di biodiversità non si coglieva la gratuità. Un aneddoto interessante. Allora, tornando a noi, non è possibile che le mucche alimentate solo col fieno non riescono a produrre latte a sufficienza, cioè una parte dell'alimentazione comunque deve essere derivata da concentrati, insomma soia, anche una parte di cose insomma, che gli danno un po' una spinta a livello energetico, no? Però certamente non è che poi tutta l'alimentazione deve essere costituita da questi alimenti concentrati, perché è quello che spesso avviene per esempio negli allevamenti intensivi in cui si usa anche molto, oltre che questi concentrati farina eccetera eccetera, anche molto gli insilati. Esiste già un'esperienza in Italia che noi vogliamo mutuare, che è quella del latte fieno. Esiste già il latte, se qualcuno lo conosce, che si chiama latte fino, che viene dal Trentino. Lì esiste un protocollo, un disciplinare che prevede che per poter avere questo tipo di marchio latte fieno il bestiame deve essere alimentato con il 70% di fibra grezza, che è notevole. Tant'è che noi vorremmo mutuare questo disciplinare, portarcelo in Friuli, però vorremmo dire una cosa anche in più, siccome quel fieno, quello del latte fieno, non è detto che deriva da prato stabile, anzi spesso deriva da medicai o anche prati concimati. Allora noi vorremmo che per poter utilizzare questo marchio, che diventerà il segno distintivo di questo latte, all'interno di quel 70% di fibra grezza il 20% almeno deve derivare da prati stabili.
Questo che cosa andrebbe a restituire? Quelle caratteristiche che vi dicevo io, cioè andrebbe a restituire alcune caratteristiche organolettiche che derivano proprio dalla varietà delle essenze, perché ogni essenza, ogni specie restituisce una nota particolare a livello sia organolettico che a livello chimico-fisico del latte, tant'è che sono in corso anche delle analisi dei latti di queste, perché ci sono già allevatori che stanno facendo così, li abbiamo mandati in collaborazione con l'Università di Venezia a un laboratorio che sta a Vicenza proprio per analizzare il latte sia a livello chimico-fisico in laboratorio, ma anche a fare degli assaggi. Ci sono proprio degli assaggiatori per vedere se notano queste differenze. Quindi questo per dire che anche da un punto di vista economico il fieno proveniente dai prati stabili potrebbe essere valorizzato in questo modo. L'altra filiera che vorremmo sviluppare è quella del miele, il miele dei prati stabili, e l'ultima è quella del fiorume, cioè dire tu hai un prato stabile, siccome voi mi avete poco fa detto dove posso io procurarmi il seme, e questa richiesta di seme di specie selvatiche è sempre più richiesta, è richiesta da privati, da associazioni, è richiesta anche da molte aziende o gruppi, società che fanno, pensate, Snam, Rete Gas piuttosto che l'Enel, cioè spesso anche quando si fanno elettrodotti, gasdotti eccetera, l'ente pubblico richiede sempre delle misure di carattere compensativo, no? Dice tu però mi devi realizzare questa fascia fiorita, mi devi fare questo e quest'altro, in più ci sono anche le amministrazioni comunali sensibili a questo tema, per cui anche si sta creando insomma un mercato che è quello del fiorume, e quindi dire se anche il tuo fieno magari vale non tanto, però quel prato è una grande risorsa perché è una banca biogenetica e tu puoi vendere il fiorume che vale tanto di più perché lo puoi raccogliere, lo puoi vendere. C'è già un'esperienza di questo tipo in provincia di Brescia, è già stata creata una filiera commerciale di aziende che raccolgono il fiorume, il seme dai prati stabili e lo vendono a chi ne fa richiesta. Perché per esempio adesso si sta creando anche un certo interesse rispetto ai prati stabili grazie, sapete, a quel meccanismo che vi ho detto prima, cioè tu hai il prato stabile, bene, mi dai in concessione il prato stabile oppure io non ho il prato stabile, come faccio a crearmi il prato stabile? Perché c'è questo interesse al prato stabile? Perché io ti do l'indennità per il mantenimento e anche, cioè ti do l'incentivo per il mantenimento e anche l'indennità Natura 2000 che è legata al vincolo. Quindi la cosa può diventare interessante. Se in più io creo la filiera che è quella del fieno, uno dice bene, io prendo i contributi del PSR, però ho anche un fieno che ha un certo valore commerciale perché vado a alimentare quella filiera che di quel fieno ha bisogno. Quindi si crea un meccanismo virtuoso, una grande sfida che speriamo di riuscire a vincere. Allora, quali sono le 10 ragioni per sostenere questa filiera? Allora, i prati stabili sono una risorsa che va valorizzata e quindi senza sfalcio, senza pascolo, senza questa attività gestionale rischiano di scomparire. Questa è la prima ragione che sta alla base di tutto, non l'abbiamo detto e ridetto. Poi c'è questo aspetto. A seguito del cambiamento del quadro socio-economico c'è stato un processo di graduale incespugliamento, imboschimento, e questo anche l'abbiamo detto, quindi è necessario avere un meccanismo di gestione. Non so perché fa sta roba. Ecco, poi anche questo l'abbiamo già detto, buona parte delle razze e degli animali allevati intensivamente non sono più in grado di fare quella cosa grandiosa che hanno sempre fatto le mucche, cioè di trasformare la cellulosa in un prodotto che è latte e carne, perché non dimentichiamoci che c'è anche la filiera della carne volendo. Ok, questo è un altro aspetto. Gli animali allevati senza l'apporto del fieno grezzo sono più produttivi, però vengono sfruttati al massimo e anche gli stessi allevatori ci dicono hanno una vita più breve. Quindi gli animali vengono sfruttati all'osso, mentre quelli che vengono alimentati in maniera più naturale hanno una vita più lunga e si alimentano anche in maniera un po' più sana. Questo tema sembra secondario, ma sapete che anche oggi c'è una sempre maggiore attenzione al benessere animale e evitare di andare a prendere prodotti che vengono dagli allevamenti intensivi.
Poi c'è quell'altro discorso che vi dicevo, l'alimentazione del fieno dei prati stabili ricchi di biodiversità e di svariate essenze botaniche si riflette nelle qualità organolettiche del prodotto finale. Se raccolto nel momento giusto di maturazione, il fieno restituisce al latte e al formaggio tanti aromi, profumi e sapori che derivano dalle molte sostanze contenute nei numerosissimi tipi di erbe che compongono il fieno stesso. Quindi anche questo è un altro elemento importante. 6. Il latte degli allevamenti che utilizzano il fieno dei prati stabili e che aderiranno, perché ancora non c'è questa cosa. La cosa molto interessante è che gran parte di queste latterie che già, di allevamenti che già esistono e che utilizzano il fieno proveniente dai prati stabili, però questo elemento non viene valorizzato, già conferiscono ad alcune latterie turnare. Quindi l'idea è di creare un mercato locale e questo è un aspetto anche molto interessante, perché la protesta degli agricoltori, no? Adesso tutti perché c'è questa protesta? Perché effettivamente gran parte, se ci pensate, dei guadagni che derivano da questi prodotti vengono persi lungo la catena di distribuzione, cioè agli agricoltori e agli allevatori arriva pochissimo. Tutto si perde nei costi di trasporto, quello che è il grossista, poi c'è la grande distribuzione, alla fine praticamente i due estremi di questa catena, cioè il produttore da una parte e il consumatore dall'altra, sono quelli che ci rimettono di più all'agricoltore perché arriva alle briciole lungo tutto questo processo e al consumatore perché paga tanto, però poi alla fine acquista poco in termini di qualità. C'è anche però una protesta contro le aree che loro ritengono incolte, tra le altre cose. Lasciamo perdere tutto, il discorso, perché non è che tutti i discorsi loro fanno, però è solo per dire, per essere anche in tema rispetto a questi argomenti. Cioè, qual è il vantaggio della filiera corta? La filiera corta è che tutto quello che si spende in più da parte del consumatore lo spendi in qualità, non è che stai spendendo per il trasporto, per il grossista, ma lo spendi sulla qualità del prodotto e anche consente all'agricoltore, all'allevatore, siccome la filiera è corta, di avere dei maggiori margini di guadagno. Quindi anche questo secondo me è un aspetto importante da considerare. Quindi tutti i passaggi intermedi, anche qui da un punto di vista ecologico, soprattutto il trasporto, viene tagliato. E quindi questo è anche un altro vantaggio da un punto di vista ecologico. Quindi il prezzo finisce per essere meglio ripartito fra i tre attori principali, che sono il produttore, il trasformatore e il consumatore. Tutti i livelli intermedi sono tagliati e questo è un altro grande vantaggio secondo me. Poi c'è anche un rapporto fiduciario che si crea tra consumatore e produttore, perché la filiera corta e il consumatore sa bene o male da dove viene, perché non è che viene da luoghi sconosciuti. E poi si alimenta un tipo di economia circolare, molto importante, perché anche da parte nostra regione, noi abbiamo la nostra squadra di operai che va, sfalcia, eccetera, eccetera, però questo lavoro è un lavoro antieconomico, perché noi andiamo lì, sfalciamo, ricaviamo tanta biomassa, però alla fine tutta questa biomassa noi non sappiamo che cavolo faccia e finiva per diventare una sorta di rifiuto, un peso, una zavorra. In questo modo invece si facilita il recupero di una risorsa che altrimenti rischia di finire in discarica sostanzialmente. 10, l'idea è che quando un consumatore va in supermercato e acquista del latte, del formaggio e dei prati stabili, sa che sta contribuendo a tutte quelle cose che vi ho detto prima, al benessere animale, sta acquistando un prodotto più sano, più genuino e di qualità, sta anche gettando uno sguardo di attenzione verso il tema del benessere animale, però l'altro aspetto fondamentale è che in maniera indiretta sta contribuendo alla tutela del prato stabile, e questo lo vorremmo anche comunicare. Tant'è che vorremmo poi organizzare anche delle visite guidate, cioè fare in modo che le aziende che producono questo latte facciano, come ci sono cantine aperte, anche una giornata in cui il consumatore può andare vedere il processo di produzione
questione del latte, andare a vedere la stalla, come vengono trattati gli animali, e andare a vedere anche i prati da cui questo filo proviene. Questa è un'idea, non so se è troppo utopica, però è l'idea che vorremmo. Sì, l'idea. Poi vediamo se riusciamo. L'idea è qualcosa di... Posso chiedere, in anteprima riuscirà dopo a farci qualche nome di qualche azienda bella che già lavora così? Se si può... Ci sono degli esempi, tant'è che stiamo molto nel usando. campo della fruizione di turismo di prossimità. Esatto, quindi, esattamente. Perché poi l'idea lì può essere anche un attrattore, non solo per... Infatti l'idea di concedere il marchio non solo alla latteria, al prodotto, ma anche all'azienda che produce il filo, che tutela il prato e che diventa una specie di biglietto da visita. Okay? Quindi questo ve lo passate. Adesso però c'è il questionario, andiamo veloce perché siamo iscritti alla Sonia, dobbiamo andare a arrivare al siepi, finalmente, eccole qua. Queste sono le siepi mellifere. Come si realizza le siepi mellifere? Insomma, perché l'abbiamo detto e ridetto, molti insetti completano proprio il ciclo biologico sulle foglie e anche sui frutti degli arbusti, no? Quali sono, qualcuno mi ha detto quali sono le essenze, no? che si possono usare. Ovviamente qui bisogna distinguere da suolo a suolo. Se ritrovate nell'alta pianura suolo arido ci sono alcune specie, se ritrovate su un suolo un po' più pesante, argilloso, userete delle o specie di carattere mesofilo oppure a carattere umido. Io ve ne cito alcune. La cosa, il vantaggio è, come diceva la professoressa Kuckler, scusa, mi dici dottor Fabiani, c'è la possibilità di chiedere al vivaio forestale queste essenze e penso che per finalità di questo tipo, cioè sì, è gratuito. Solo per le associazioni. Sì, però sono piccole così, no? Sono bisogna avere tanta pazienza. Ma infatti bisogna avere tanta pazienza. Allora, velocemente, non tutte, però se qualcuno ha il corniolo, la sanguinella, il biancospino. Ci sono due tipi di biancospino, Crategus monogina e Crategus levigata, la più usata è questa, la più comune. Poi c'è il cappello del prete, non so se lo conoscete, sicuramente quelli che fanno la gara sì, il frangola, o livello spinoso anche, che è legata ai suoli aridi, il ligustro, molto rustico, il caprifoglio, bellissima. Ci sono due tipi di caprifoglio, quello più profumato e quello peloso, poi c'è il melo, il pruno savio, il ciliegio, il mirabolano, ciliegio canino, questo nel caso, Rhamnus catatica, il prugnolo, la rosa canina e il sambuco. Volevo chiedere, c'è tra queste delle piante che arrivano massimo 1,5 metri? Sì, allora l'idea è di usare arbusti, a parte il melo, il ciliegio, che ha uno sviluppo più grande. Se uno vuole avere uno sviluppo più contenuto, esclude quelli che poi tendono a diventare albero, usa essenze più piccole tipo il ligustro, e anche la rosa canina, cioè specie che se anche potate, perché andrebbero potate contenute, possono essere tenute basse. Quindi lì si tratta di utilizzare le essenze e di anche fare delle potature delicate per evitare che poi questo diventi enorme. Lì ovviamente è una questione di tipo gestionale. Ovviamente poi ci sono quelle specie di ambiente più umido o mesofilo, il ciavardello, la lantana, la palla di neve, la frangola e il sambuco. Il sambuco va più qua che qui, cioè è più da specie di ambiente mesofilo umido. Come si mettono a dimora? Ecco, allora c'è il solito discorso di ricultura del terreno se non è stato fatto. Va sempre fatto la preparatura del terreno se non è stata fatta. La collocazione, ecco, io consiglio sempre di utilizzare del telo pacciamante biodegradabile o in alternativa la paglia, che però va rinnovata, mentre il telo pacciamante, se è biodegradabile, dovrebbe durare 2-3 anni e poi pian pianino degradarsi. Se voi non fate questa operazione, le erbe infestanti, soprattutto come ha detto Sonia, vengono date così piccole, vengono mangiate e divorate, nel senso che loro si sviluppano lo stesso, ma fanno un po' fatica ad emergere rispetto alla vegetazione di specie ruderane infestanti, sorgo e solite cose. Poi succede un'altra cosa, non le vedete più
e nelle operazioni anche di sfalcio dei bordi rischiate di farle fuori, soprattutto quando sono molto piccole. Quindi vanno ovviamente segnate molto bene con dei pali, il telo pacciamante che vi aiuta a individuare la fila e contribuisce a tenere sotto controllo le specie infestanti nei primi 4-5 anni. Nei primi 2-3 anni le siepi rimangono lì molto piccole, poi partono. I primi anni lavorano soprattutto nelle radici e quindi in questa fase in cui sono piccoline bisogna tenerle pulite. Qui avete la fortuna di avere un'azienda, guardo i giovani volenterosi e di poter fare tanta opera di manutenzione. Allora bisognerà tenere sempre puliti i bordi qua. Questo si può fare col decespugliatore. Ovviamente dove ci sono i buchi, perché si crea sempre un buco, bisognerà andare a fare un'operazione di scerbatura, cioè di andare a tirare via con le mani. I sesti d'impianto o si fa a fila unica, noi facciamo degli impianti molto fitti, anche 40 cm da una all'altra, ma questo perché sono piccoline, magari subiscono degli stress, poi noi le mettiamo anche lì e non abbiamo la possibilità di seguirle come le seguite voi più spesso. Quindi nel nostro caso le mettiamo a distanza di 40 cm perché qualcuna muore, non riusciamo sempre ad assicurare le bagnature con le stati poi che abbiamo avuto, figuriamoci. In un'azienda, se sono seguite bene, si può aumentare la distanza perché c'è una maggior probabilità di sopravvivenza, quindi potrebbe essere anche 50-60 cm sulla fila. Se anche ne avete qualcuno in più, paziente, almeno avere qualcuno in più che qualcuno in meno. L'altra possibilità è di fare una doppia fila zigzag, quindi praticamente una doppia fila in cui le piantine sono distanziate di 80 cm, però siccome le linee sono le due righe sono sfalsate è come se aveste una pianta distante più o meno 40 cm l'una dall'altra. Comunque queste sono più o meno le indicazioni per realizzare la siepe. Poi l'altra cosa importante è dove ci sono lepri, caprioli, immagino che qui ce ne siano. Sì, qui ci sono. Ecco, fare gli shelter, mettere gli shelter. Sapete cosa sono gli shelter? Sono dei manicotti che si fanno in rete trasparente, cioè o si acquistano, sono delle rettine trasparenti che praticamente vanno a proteggere come un tubo, si infilano e le lepri non possono andare perché vanno proprio, ce le fanno fuori fin dalla base. Poi non è che muore la siepe, però fa più fatica a svilupparsi, poi neanche la vedete più perché rimane solo. Quindi per aiutare in queste prime fasi si mette lo shelter, che però dopo deve essere rimosso. Alcuni le fanno in maniera anche artigianale, con per esempio le bottiglie di acqua minerale, le tagliano e le infilano. Si può fare anche questo, perché l'importante è che venga protetto il colletto fino a un'altezza di più o meno questa altezza qui. Se lo shelter è un po' più lungo però lo shelter viene messo quasi sempre in campagna dove ci sono lepri, caprioli, cinghiali, cioè perché fanno veramente il disastro. Poi non si sa perché sono particolarmente attratte. Gli animali sono attratti da tutto quello che vedono di strano, anche quando noi mettiamo giù le piantine, sembra incredibile, quelle del vivaio. Mettiamo giù queste zone con le piantine, il giorno dopo tutte ribaltate, dai cinghiali, dai caprioli, sono attirate, sono incuriosite, poi ci sono questi germogli molto freschi, però non è che si limitano a mangiare, poi le strappano e quindi ci fanno dei disastri, cornacchie, cinghiali, sono la nostra rovina da un punto di vista, cioè i cinghiali non ne parliamo perché sono devastanti, va bene. Ma qui Massimo ci sono, no, cinghiali no. Ovviamente anche qui sono tante lepri, caprioli. Per evitare quando principalmente quella domesticali. Poi voi dovete immaginare che quando perdono le foglie, no, d'inverno, già sono piccole, c'è solo un bastoncino, rischiate manco di vederlo. Allora bisogna sempre mettere dei pali lungo la fila in modo da segnare fino a che non si sviluppano bene, in modo da tenere sempre ben segnata la presenza di ogni singola piantina, quindi con un piccolo tutore, no? Se c'è la possibilità. E poi purtroppo, ma qui non avete un problema perché avete l'azienda, però se voi le mettete come facciamo noi in pieno campo, se non fate le irrigazioni di soccorso con le estati che abbiamo avuto, rischiano anche di morire. Ecco, quindi questo è.
gli aspetti divulgativi sono fondamentali, e qui ci intrecciamo al discorso che si faceva qui, tutto quello che si può fare per rendere questo luogo un luogo visitabile e attrattivo anche per le scuole. Noi abbiamo fatto questa bella pubblicazione che abbiamo distribuito alle scuole, c'è anche un progetto dedicato che si chiama I nostri amici impollinatori, perché l'attività divulgativa è fondamentale per comunicare questi aspetti. Cosa si può fare nel proprio piccolo anche qui per cercare di aiutare la presenza degli insetti, perché spesso c'è questa anche percezione un po' negativa, soprattutto da parte dei piedi, c'è una paura atavica sostanzialmente degli insetti, così come c'è per le vipere. Tutto quello che punge fa paura, no? Quindi l'ape, eccetera, eccetera. Quindi si tratta anche di vincere un po' una specie di... Cosa si può fare per aiutare nel proprio piccolo la presenza degli insetti, evitare l'uso di possibilmente sostanze tossiche o velenose. Quindi ci sono una serie di sostanze che nel vostro piccolo, non so se voi usate per la coltivazione antipanisera. No, non usiamo antiparassitari, insetticidi, forse quello si può usare perché è consentito anche nell'agricoltura biologica. Allora, io vi dico alcune di queste cose. Per esempio, uno dei principali problemi, come è noto, sono gli afidi e le cocciniglie, che spesso si possono tenere sotto controllo con il sapone di Marsiglia, cioè nel terrazzo del balcone questo funziona. Su dimensioni più grandi non so quanto sapone dovete prendere, però il sapone è in qualche modo crea una pellicola che impedisce agli afidi di respirare, quindi quelli muoiono. Abbiamo visto che è efficace. Poi ci sono i decotti di ortiche e aglio, anche qui se avete un balcone si può fare, se avete un'azienda diventa un po' problematico. Però la cosa più interessante è favorire invece in un contesto così gli insetti utili. Come è noto, le cocciniglie e anche i famosi sirfidi, quelle mosche di cui abbiamo parlato prima, hanno una fase larvale in cui queste larve sono divoratrici di afidi, cocciniglie e tanti altri insetti dannosi. Quindi anche favorire la presenza di questi insetti utili è fondamentale. Qui come arricchire balconi, giardini e anche magari l'azienda creando queste fasce fiorite. In questo caso però sono fasce fiorite anche a carattere permanente, cioè qui ci sono tutta una serie di essenze che si possono mettere per favorire la presenza degli insetti, e io ve ne cito solo alcune che ho trovato e che ci sono anche nella pubblicazione, no? E vabbè, qui c'è l'elenco, e più che fare l'elenco ve le mostro, che così è più, secondo me più efficace. Sono queste boraginacee, queste dalla fioritura azzurra. Vabbè, qui c'è il problema sono sempre boraginacee le prime. Poi c'è la cicoria selvatica. Cicoria selvatica che fa fioriture azzurre eccezionali, quella è una specie perenne per esempio. Ma si trova insieme? No, anzi è una specie bienne, perdonate, una specie che dura, però non ha bisogno di muovere il terreno. Ma si trova insieme la cicoria selvatica? Si trova insieme, il semenostrum per esempio, di cui vi dicevo, produce tutte queste cose. A fianco a quelle perenne ci sono anche le annuali. Ovviamente le annuali sono avvantaggiate nella prima fase, poi tendono un po' a regredire, tipo il fiordaliso. Poi c'è la linaria, c'è questa che è bellissima, l'Onobrichis, che ci sono vari tipi di Onobrichis, arenaria, vicifolia e quant'altro. C'è la malva, c'è sia questa malva che l'alcea, è piuttosto rara, è molto bella, fortemente attrattiva. Abbiamo la malva silvestris, qua sembra piccolina, ma ecco perché anche la malva, quella più comune, che a volte quando la seminate crea queste macchie molto belle, molto attrattive. Poi abbiamo ovviamente la margherita, un tempo diffusissima, non sto parlando della pratolina, ma proprio della margherita, che anche quella insomma sta diventando rara. Abbiamo gli origani, ecco per esempio ci sono tutta una serie di essenze che sia in azienda che nei balconi che negli orti, oltre ad essere aromatiche, avere un uso in cucina ed essere fortemente attrattive per gli impollinatori, invece allontanano gli insetti, quelli fastidiosi,
e non a caso si utilizzano le creme, la cedronella, tutti questi oli essenziali. Questi oli essenziali hanno la capacità di allontanare, tenere lontani gli insetti che vi danno fastidio, quindi potrebbe essere utile anche per evitare di essere azzannati dalle zanzare tigre. Quando come fate il gioco? Qui avete tante zanzare. Io sono qui da poco, glielo dico. Okay. Sono anche allergico alle zanzare, quindi la vedo male per quest'estate. Sì, infatti. No, perché sta diventando un problema anche fare orticoltura, cioè andare in giardino a fare giardinaggio, cioè alle 4 del pomeriggio viene assalito. L'orto senza l'acqua, no? Quello molto asciutto. Sì, però poi dopo in realtà loro vanno nei piccoli anfrati, nei sottovasi, magari c'è il vicino di casa che ti tiene il sottovaso, cioè sì, ma tocca sopportare. Sì. Ci sono altre non abitare in condominio. Diciamo che una volta non c'era il problema delle zanzare tigre, cioè le zanzare venivano di notte ma non rompevano le scatole. Tu chiudevi la finestra nel pomeriggio. L'impoggio nepeta, eccetera, eccetera. Gli origani vari, la salvia officinalis, la salvia, ecco, interessante, il rosmarino si chiama salvia rosmarinus, quindi è lo stesso genere del rosmarino, infatti è lo stesso fiore. Tutte queste, oltre a essere piante officinali e aromatiche da utilizzare in cucina, hanno questo triplice vantaggio, cioè quindi tenere lontani gli insetti molesti, almeno in parte, e anche essere utili per gli impollinatori. Costruire le bugs hotel, anche questa è un'attività che potete fare qui per esempio, no? Bugs hotel sono queste costruzioni così come ci sono le bug box, ci sono i nidi per gli uccelli, adesso stanno diventando sempre più di moda queste, per dei piccoli rifugi per gli insetti. Quindi sì, appunto, domani. Funzionano, però non sono tutti quegli insetti che vengono e sono impollinatori, cioè, ci sono anche vespe e quant'altro, però alcuni di questi sì. Allora, dove collocarli? In un angolo del giardino, di un cortile, qui per esempio, in un luogo riparato, questo è importante, riparato dal vento e dalla pioggia. I materiali utilizzabili sono anche abbastanza modesti e facili da reperire, sono fasci di canne che poi vengono tagliati, vanno chiusi a un'estremità, con anche dell'argilla, si possono creare anche con l'argilla, la plastilina o il DAS, si creano dei piccoli fori di queste dimensioni e di questa profondità. Ovviamente ognuno di queste tipologie viene colonizzato da un insetto di tipo diverso. Un tronchetto di legno dove praticare dei fori, altri materiali utili sono mattoni forati, cartone ondulato, paglia, fieno, erba secca, tronchetti, pigne, pietre, tegole e quant'altro. Tant'è che veramente ci sono anche costruzioni notevoli. Allora, uno degli impollinatori più simpatici e utili che utilizza queste sono proprio queste api solitarie. Queste per esempio sono le osmie. Okay? Poi ci sono sempre questi menotteri che sono i megachilids. Il megachilide in Italia è rappresentato da 39 specie. E queste api solitarie sono conosciute anche come api tagliafoglie. Tu parlavi di vespe, queste sono api tagliafoglie, o api tappezziere per la loro caratteristica di tappezzare le celle con porzioni di foglie fresche, con cui creano dei sigari all'interno delle cavità scelte per la nidificazione. Molto interessante anche per i bambini fare su queste robe. Ma la vita di un'ape selvatica è più lunga dell'ape domestica coltivata? Allevata? Non lo so, perché anche loro hanno comunque anche le api domestiche vanno in una fase invernale, poi cioè alcune muoiono, alcune sopravvivono. Sì. Io penso che complessa la storia dell'alveare. Complessa la storia dell'alveare. Molto, è affascinatissima. Ecco, questa cosa secondo me è molto interessante perché dice costruire una bugs hotel insieme ai bambini. Peccato che non c'è la maestra, però questo vale anche per i ragazzi. Allora, costruire una bugs hotel insieme al bambino, figlio, nipote, studente ha una particolare valenza perché consente di apprendere e comprendere in modo attivo e partecipato importanti concetti come biodiversità, rispetto per la vita, conoscenza del proprio ambiente, manualità, direi che è una cosa importante, capacità di osservazione e responsabilità,
appena inizierete con loro a costruire il vostro hotel, guarderete l'ambiente che vi circonda con occhi nuovi, cioè si cerca anche di far vincere quella diffidenza, l'ostilità naturale che si ha verso il mondo degli insetti, che è un po' una roba atavica. Per i ragazzi sarà una vera avventura esplorare in un modo che non conoscono o che conoscono poco o male o di cui spesso hanno timore. Hanno una funzione antistress perché come tutte le attività e gli hobby manuali hanno questa funzione, infatti anche il giardinaggio. È un'attività fortemente interconnessa a chi pratica e ama il giardinaggio, con chi ama e pratica il giardinaggio, infatti secondo me in ogni giardino, orto o cosa si potrebbe realizzare una cosa di questo tipo. La fatica fisica è compensata dal recupero di energie psichiche, eccetera, eccetera, cioè tutte queste cose riguardano in realtà il giardinaggio e tutto quello che si può fare di bello e manuale in ambienti aperti. Io direi che possiamo chiudere qua. Abbiamo chiuso il 18:10. Abbiamo 18:10. Ecco, qua se volete prendervi nota, ecco, come costruire il Pax Hotel. Lo trovate qui, cliccate, c'è il PDF e qui c'era un bellissimo video che per le vostre colleghe che spiega ai bambini l'importanza degli insetti e come non averne paura, ma invece... Sì, e qui nella tempesta c'è proprio un luogo dove c'è il materiale ideale, no? Sì, ma ce n'è anche il vostro bambuetto lì. Sì. Sì, allora, no, ma lo potete perché dopo ci vedremo noi.